バカみたい子供なのね。夢を追って傷ついて嘘は下手なくせに笑い屋に笑顔を見せてあるよむろくにワに口下手でもなびぶきよなのにどうしてさよならは言えたの。ダメだねダメよダメなのよあんたが好きで好きすぎてどれだけ強いお酒でも歪まない思い出がバカみたい。バカみたいほんとバカねあんた信じくばかりで強い女のふり切なさな夜風浴びる一人なってよって3年が過ぎ街生さえも変わりましたなのにどうして未練にだけ置き去りほんまにろくな男やない揃いの指輪外しますざまみろせいせいするわいい加減待っててもバカみたい。Tutti insieme. Dame 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 yo dameなのよあんたが好きで好きすぎてどれだけ強いお酒でも歪まない思い出がバカみたいほんまにろくな男やない揃いの指輪外しますざまみろせいせいするわなんなのよ世の涙バカみたい。Con così poco, cioè, ancora non ci siamo esibiti per bene. Allora, e 1, e 2, e 3, 5, 4, 3, 2, 1. Buon anno a tutti! Buonasera! Buonasera a tutti! Allora, noi stasera abbiamo Persona 5 Royale perché è giusto così. No, giusto. Il piano di inserire nuove sigle, nuove cose non è stato accantonato, ma c'è stato un piano che ha avuto bisogno del mio intervento, quindi
La cosa è stata un attimino messa in sospensione ma non gettata del Potremmo tutto. dire un piano ben riuscito. Potremmo finalmente dire oggi un piano ben riuscito, sì. Con Ma la molta domanda è un'altra. soddisfazione. Perché Kiryu non è presente in Persona 5? Ci sono dei piccoli riferimenti però. Sì, ma dov'è Kiryu? Avrebbe Non c'è risolto proprio lui. la trama del gioco subito. Con un cazzotto. Un pugno. Kamoshida, vieni qua, risolto. Tanto Kiryu non è uno studente. No, e quindi ne fotte proprio c'è un proprio- cazzo. Mi sfondo Ma io il chiamo cervello. la polizia. Sì, sì, sì. Boom, capatone in bocca. In bocca alla polizia. Che ridere, ovviamente, che ridere. No, giustamente. Si scherza, noi siamo amici di tutti. Io mi sono fatto un po' di sistemate su Persona 5X. Pulito un po' le armi perché Vabbè. io ho l'impressione che quel menu dal vendor di armi possa diventare un evolvi le armi potenziate al massimo alla categoria successiva. Potrebbe Quindi mi sono fatto tutte quelle viola unite e messe insieme che come danno uno sblocco io inizio a potenziare ancora di più le armi. pacchettino, diciamo. Sì, sì, sì. E poi con l'evento di San Valentino si può fare l'harem road. L'ho scoperto così. bello. Sì, sì. Bello, bello. Che fai quella cosa di dare la cioccolata a tutti. Sblocchi bonus, quindi ho sbloccato tutto. Poi andando a vedere nei trofei dici guarda, ne puoi prendere solo uno di questi. Ho detto in che senso? Quindi tu puoi scegliere effettivamente o di invitare poi tutte a farti fare del cioccolato, Sì. oppure ne scegli una. E puoi prendere solo quel distintivo lì da metterti sul profilo. Oh, Io voglio ricordare sempre una cosa. C'è un traditore fra le nostre fila. noi non ci dimentichiamo questa cosa. La sbirra ce lo continua a ricordare ogni volta. La sbirra continua a dire qualcuno ci ha cantato. Allora, noi a questo punto dobbiamo continuare a esplorare il museo, che comunque abbiamo sbloccato una zona nuova. Però a questo punto niente ci vieta comunque di potenziarci ancora un po'. Allora, siamo comunque messi bene e abbiamo oggetti per recuperarci. Anche perché adesso fate un bel po' male con tutti gli equipaggiamenti nuovi. Sì, eh sì. Ah. Eccellente. Le armi nuove fanno il loro effetto. Sì, 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 sì. Allora, a questo punto noi dobbiamo andare di qua per continuare. Tanto ci ciulliamo tutto. Allora, dovremmo cercare di spingere di nuovo al massimo. Oh, ci sono degli altri quadri. Sì. 2 sono vuoti. Ok, andiamo a controllare. Cosa potrà mai esserci di strano? Qui. Chiusa. Boh. Qui, boom. Perso una spalla, però Non si apre, cazzo. non si apre. Vabbè, questa invece si apre. Molto Accidenti, bene. minchia. Allora, quindi se noi scendiamo di qua, ci sono dei cammelli. I cammelli. Ci sono dei cammelli. Allora, vediamo un po' che cosa possiamo fare qui. Allora, innanzitutto possiamo scendere e esploriamo un pochettino la zona in basso, anche perché comunque non ci sono persone. Va bene, tesori ci servono perché abbiamo leggermente bisogno di soldi, Qui non ci sono leve, interruttori o quant'altro, quindi possiamo tornare benissimamente indietro. E proviamo ad entrare into the quadro. Allora, il lento declino delle mie capacità è inevitabile, circondato come sono da tanta mediocrità. Giustamente Madarame, lui è il genio. È il mondo che non funziona bene. Lui io sa non tutto, ci Madarame. Madarame sa tutto. riesco. Yahoo! Na 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 na. Anche. Gli dei, seppur dormienti, vengono venerati costantemente. La gente si raduna alle porte dei loro santuari, offre loro doni e torna a casa soddisfatta. Poi quando vai in una live di un certo tipo di persone che sembrano delle divinità che sanno tutto, che Bravo. sanno tutto e danno consigli, uno va lì, si ascolta quelle 2 o 3 cazzate, pensa di aver avuto un modo corretto per far andare avanti al meglio la sua vita, e poi in realtà si ritrova con dei facoceri in tasca.
Vedi fa cose in tasca. Non è il duro lavoro a ricoprire di verdi foglie un arbusto. Di questi tempi, troppi giovani non comprendono il vero valore della gioventù. Sciocchi. È davvero sbagliato che un esperto come me metta a frutto quella gioventù prima che svanisca? Ciao Regen. Oi Regen, bonsoir. Questo comunque è il classico datore di lavoro che fa, ma io non capisco perché non trovo dipendenti. Offro 100 euro al mese per 24 ore Perché al l'idea giorno. di Madarame è: io sono bravo, sono Sì. bello, sono un dio dell'arte, se vi dico di fare una cosa è per il vostro bene, ma in realtà la sta facendo solo per il suo di bene. Abbiamo visto come nel museo lui si stia letteralmente approfittando di tutti, Di tutto senza se e del senza ma. talento di tutti. Regen, tutto bene? Come stai, bello? Allora, a questo punto possiamo tornare indietro. Il passaggio qui non è ancora aperto. Oh no, siamo tornati ai cammelli. Fortunatamente siamo sulla via della guarigione, quindi siamo riusciti anche ad andare in live ad un orario decente. Ancora un pochino influenzato io, però fortunatamente il grosso è passato. Gianmarco pure sta riprendendosi sempre più, No, quindi sì, sì. sentivo pure oggi dal TG che comunque il picco di influenza, virus e quant'altro è passato, quindi vorrei ben sperare che si trovi un po' di calma e tranquillità, che mi sono Oggi, rotto i tra l'altro, coglioni di non sentirmi bene, Non reghe. so se Ce la tu l'hai faccio più. sentite, ma ci sono state diverse scosse di terremoto oggi. Ce n'è stata una oggi alle 3:30. Tu Io l'hai sentita? ricordo che per le 3 dopo ho mangiato, dove mi sono fatto come la cosiddetta buatta, Bravo. insieme a un bel bicchiere di birra, anzi 2, ma forse anche 3, Giusto. io mi sono seduto qui un attimino così in sovrappensiero. Io ricordo che per le 3 è qualcosa, ho avuto una sensazione strana, però non saprei dirti se ho sentito il terremoto oppure no. Innaggi se non manco qua. Io non ho sentito niente proprio. Regen, tu invece che si dice? Allora, signora Piovra? Collega, giusto. Dove l'epicentro e in realtà era anche, c'è stato anche Ah, gli ha in zona dato Omero. cazzotto. Quindi era anche abbastanza vicino a me in realtà. Solo che Però io non ci ho proprio fatto caso né niente. addirittura hanno detto che si è sentito anche a Procida. Minchia. Boh. Oh no, tu sei quello grosso. Oh no, cacca. Ah, cazzo. Regen, se dovessi andare tutto a puttane ci puoi ospitare a casa tua. Io e Enzo siamo tranquilli. Io occupo poco spazio, sono piccolo. Ah, adesso è a Roma Regen per lavoro. Az! Anzi, una delle cose che più è che nessuno riesce a credere, grazie ad aver fatto l'animatore per tanti anni, ho acquisito la skill. Sì, scappa veloce. No, riesco ad addormentarmi da qualunque parte. Cioè, mi posso pure appoggiare sul marciapiede a terra e prendere No. sonno, non mi faccio problemi. Ma tornerò con una plea ad aspettarmi. Allora sì. Allora è un bel È rientro. arrivato il momento, sei a Roma, piccola deviazione a Napoli, ci vieni a trovare Sì. e ci facciamo tutti insieme un bel giro di chinotti. No, già c'è il chinotto duro, a finire devi pagare pure i diritti. Ah, scusate. Attento, ci vuole un nuovo nome. Chinotto è stato preso, Calippo è stato preso. Pomponotto? Ciupa chups? No. Poi si incazzano quelli. Ma è arrivato Sir! Poi invece quando sono a casa... Sì, pure io mi posso addormentare ovunque, poi Buonasera, invece Sir. quando sono a casa ci metto ore ad addormentare. Ma quello è perché sei un po' testa di minchia, sir. Questo è un altro discorso, questo qua. C'entra, ma non allo stesso E modo. comunque le buone maniere dove stanno? Le abbiamo lasciate su in solaio? Lascialo stare, Sì, che è ciao. stato occupato in questo periodo, sir. Lascialo Ma è una stare. citazione, ma cosa volete? Deficienze? Tutto bene? Io cerco sempre di limitarmi perché già parlo normalmente in modalità paperino, in questi giorni ancora di più. È arrivato pure Gilad. Ah sì, scusate. Sucami un pruno. Bello sucami un pruno. Bello che è entrato Francesco e subito la prima parola che appare in chat è suca. Sì. Piacevole collegamento, devo dire la verità. La famiglia da parte di papà e di Di Sant'Anastasia, cioè Sant'Anastasia. Oh, mamma mia! Regen, sta manca 20 minuti di macchina. Vieni. Però non Sant'Anastasia, là no, non Tanto, ci voglio più andare. Fa ancora più ridere, Regen, ci voglio che andare là. La farmacia principale del mio datore di lavoro è a Sant'Anastasia. Quindi forse i tuoi genitori o i tuoi parenti la conoscono pure e saranno anche clienti probabilmente.
Guarda tu la vita com'è strana. La vita è molto particolare. Questa è un'Anastasia piccola, quindi c'è una farmacia grossa che... Puoi morire per piacere. Per piacere. Potentissimo, Reagan. Butta un po' il sangue. Io continuo a dire che comunque c'è un collegamento strano fra me e Reagan. Sì, è vero, è vero. È vero. Sir, tutto bene? Franci, Sì, sì. tutto bene? Ragazzi, tutto bene. Tesoro. Che bella giornata oggi, ragazzi. Oggi è veramente un bel tempo pure. Oltre a essere una bella giornata per morire. Oh, avete aperto, attenzione. Quindi i lavori sono finiti, è tornato tutto alla normalità, sei tornato a non fare un cazzo, però in una struttura nuova? Francesco, è vivo, è questo, ho dormito e non ho sonno. Ecco, Lo sai dove ha dormito? dove ha dormito? Proprio a noi, no? Nella vasca da bagno. No. Sul posto di lavoro, ovviamente. Ah, vabbè, ma quello c'è l'usanza là per queste cose. Mi sembra giusto, c'hai sonno, dormi. Non sono proprio finiti, ha detto Sir, i lavori. A che punto sono? Ah, ok. Sir? Allora, forse devo andare di là, allora. Qui io dovevo fare un'altra cosa, devo solo ricordare cosa, però. Sì, è una cosa normale. Dormire... vabbè, Sir, ma a te un altro senso, però. Cioè, a te un altro conto, Sir. Tu ricorda che stiamo parlando con Sir e Francesco, quindi Mamma mia. limita il tipo di risposte che vorresti ricevere Vorrei da citare quelle che un riceverà. film per definirli tutti e due. Oh, prego, ma prego. no, non posso fare. Che poi parte il dibattito, poi inizia a fare... Quindi me lo terrò per me. C'è un noto film che li rappresenterebbe. La cena dei cretini? No. La passione di Cristo. Vabbè, no, A non vedo il perché, però. No, è perché è un bel film. Allora, come si toglieva il granchione lì? Con una gran forchetta. Non penso, Gianmarco, non Non ho penso. le forze per fare... A che animale mistico e mitologico? È proprio così che si scrive. Ma così è, giusto per capire. Ma poi non ha le forze. Ho dormito tutto il giorno, non ho sonno, non sono stanco, ma allo stesso tempo non ho le forze. Questo ragazzo non lo sopporto più. È un ragionamento un po' contorto, che Io però porta a non qualcosa, lo tolgo. Porta a qualcosa. Enzo, Già è disponibile il pre-download? No, perché noi questi giorni, ragazzi, lo proviamo in live. i ragazzi, bellissimo. Lo proviamo in live. Noi abbiamo visto un po' di gameplay Bello. Bello. e non mi trovo con i 7-8 che stanno arrivando sulle varie testate giornalistiche, ma io sento... Lo senti pure tu lo stesso puzzo che c'era quando è uscito Dragon Age? Lo senti un Il po' miglior gioco del nell'aria? mondo, intendi? Sì, sento un po' di puzzo, A sento. me è piaciuto. Un po' di Non puzzo. l'ho finito, però mi è piaciuto. Proprio un po' di... Quindi... Era disponibile 5 giorni prima per chi ha preso la deluxe. Cioè, Francesco, aspetta, tu mo mi vuoi far capire che hai preso la deluxe di Awawed? Ho mandato la Francesco, foto della sala colazione nuova. Dove? Su su Discord? Discord? No. Vabbè, Enzo, non fare più domande perché sennò andiamo a finire in cose che su Twitch non possiamo dire. Non lo so, io sono sempre più stereo e anche fatto. Francesca, abbiamo capito. Ragazzi, scusatemi, Devi ma... andare in privato su Discord. Devi vedere Allora, cosa vuoi. aspetta. Niente, non se ne vuole andare. Ragazzi, Enzo purtroppo ci sta lasciando. Allora, aspetta. Il canale da oggi in poi diventerà mio. Ecco, sì. Minchia, bella così, sir. Vedi? Oh, Va bene. bello! Ecco, sir, mettiti su quei divanetti. Va a dormire là. A posto. Divanetto riposino. Sì, Francesco. Sì. Stai scaricando dopo aver acquistato Francesco, legalmente la non si licenza fa. del gioco. Francesco, non si fa. Ma non ha detto niente. Francesco, non si fa. Anche perché tra qualche giorno esce sul Game Pass 12 Ma euro e tanto- te lo provi. A posto. Da instant game. Cioè, secondo me, Francesco, Anche lo da instant disinstalli in tempo zero. Secondo me. Parere mio personale. Io veramente sto cercando di capirlo, ho visto qualche gameplay o altro, ma non lo so. Non lo so.
Ah, aveva un buono di Instant Gaming e gli è costato 0 euro. Potentissimo. No, Vabbè, perché? vabbè, no, no, per l'amor di Dio. Stranamente non c'è nella cronologia acquisti. È per il buono, Francia, è colpa del buono. Più che Colpa del altro buono. io voglio cercare di capire quanto sia buggato e in che percentuale, perché se la Director un paio di giorni prima l'unica cosa buona che ha da dire del titolo è non... Ragazzi, lo sapete che il gioco uscirà buggato, quindi godetevi i bug e divertitevi. No, no. Più che altro vorremmo giochi senza bug. Eccolo là, fossero i bug il problema. Lo so pure io, Francesco. Magari. Quindi se già mettiamo quello più quello più quello, non mi tornano i conti in nessun modo. È un embrione di Skyrim, però a differenza di essere Skyrim, che è un bel gioco comunque, cioè una bella saga di giochi, è un embrione cacato, con un po' di sindrome di puntini. Allora, io quello che, parlando un attimo seriamente, voglio vedere, gli voglio dare un'occhiata perché Digital Foundry, che comunque è una fonte autorevole per quanto riguarda il dire certe cose, l'ha comunque definito un'ottima vetrina per quanto riguarda la Real Engine 5. Quindi ho quella cosa... Che mi hai fatto vedere è un'ottima... Ma veramente... Allora, aspetta, ma più che altro bisogna analizzarlo per l'uso degli effetti e tutto quello che fa, perché di Avowed già c'è un piccolissimo problema iniziale. L'ho esaminata ieri sta situazione, basta vedere il primo teaser con cui il titolo fu annunciato e che aveva delle atmosfere più cupe. Aspetta, che Regan non ha capito di che stiamo parlando, se no facciamo... Di Avowed, il nuovo gioco Microsoft in uscita il 18 è tanto portato avanti che è un bel gioco, ma stiamo un attimo cercando di capire sta cosa. Che ad essere proprio onesti significa davvero molto poco. No, Francesco, significa tantissimo sul fronte di ottimizzazione per vedere come gira, che tipo di effetti è possibile utilizzare adesso con Unreal, ma soprattutto capire che qualità grafica possono avere i giochi. Poi nel caso di Avowed, come stavo dicendo, dal teaser iniziale era stata mostrata inizialmente un'altra atmosfera, il tutto è stato reso con una tonalità arcobaleno, colori accesi, tutto va bene, tutto a posto, che stona soltanto gli occhi dopo 10 minuti, secondo me. Ah, gira a 30 pure su console. Come Starfield per scelta artistica. Francesco, non andare sempre a trovare il punto su cui amorevolmente vuoi cacare il cazzo. Ragiona su quello che ti sto dicendo. Non sto difendendo Avowed. Però se Digital Foundry dice che per alcune cose è un'ottima vetrina per quello che può fare la Real Engine e io sto titolo lo posso provare a zero, io lo provo per vedere la Real Engine effettivamente che cosa può fare. Perché se a livello grafico questo titolo riesce anche in modo sbagliato a raggiungere determinati picchi, mi aspetto che altri sviluppatori che sviluppano con la Real raggiungano certi livelli. Punto. Ecco, bravo Francesco. Francesco, te lo dico sempre, torniamo a far cercare di mostrare alle persone che c'è anche del bello nei giochi, quelli fatti bene, che anche nei titoli di merda, come molto probabilmente sarà questo titolo, ci può essere qualche spunto o altro per qualche persona di fare meglio. Anche perché se ci lamentiamo soltanto e ne continueremo a lamentarci da qui all'eternità e non cambierà niente, Francesco. Però non è che tu non devi esprimere il tuo parere. No, devi farlo, devi farlo. Stasera non c'ho Ci voglia, mancherebbe. non può fare questione. Ci mancherebbe. Nel senso che finiamo prima il discorso, poi ovviamente io sono d'accordo comunque con te in parte, anzi in realtà... No, ma pure io sono d'accordo con lui. Abbastanza punti. Vorrei capire che cosa vuol dire questa cosa, io che sarebbe appunto una sorta di come dovrebbe andare la Real Engine a questo punto, perché mi pare che pure quel Matrix... Quando uscì all'epoca fu una presentazione di quello che doveva fare la Real Engine, ma poi da lì sono uscite varie sottoversioni che hanno modificato. Mi è sembrato migliore di Avowed. E io quello voglio vedere, però giustamente non è che mi fido solo di Digital Foundry, io voglio vedere prima il titolo con i miei occhi, esatto. con occhi che non capiscono certe cose tecniche, e poi andarmi a vedere quel video e vedere secondo Digital Foundry, anzi ce lo vediamo in live tutti insieme. Va bene. Quali sono effettivamente ste cose che conviene tenere d'occhio della Real Engine? Oh. Stalker Anomaly, lo conosci Enzo? Stalker Anomaly no.
Che gioco cos'è, è, France? È un gioco che potremmo fare anche noi? In Francesco consiglia. Io ho 2 o 3 titoli da portare, solo che... ragazzi, io vi avevo promesso anche le sigle personalizzate, tutta una serie di cose che sono ancora nei piani e dovevano partire questa settimana. Gianmarco lo sa, Francesco potrebbe sospettare qualcosa e non gli prego di non dire niente. Ho dovuto compiere una missione molto importante in un certo modo e ho avuto un attimo delle spese urgenti da sostenere. Quindi tutto quello che vi ho promesso comunque arriverà. Ah, è il gioco Stalker, però è una mod standalone open world RPG simulativa. Madonna! E allora lo devo provare. E infatti anche Reagan lo conosce, ha detto Stalker Club. Io avevo visto più che altro un Bello. giochino simile a Project Zomboid, Gratis pure, gratis. però diverso, ossia che mostrava, a parte molti più zombie a schermo, ma partiva con una specie di modalità storia dove tu ti trovavi comunque in questa scuola, in questa piccola cittadina, e vedevi l'inizio dell'epidemia zombie e dovevi comunque resistere cercando di fortificarti e non far entrare gli zombie nella scuola. Ok. Doveva costare anche poco, quindi mi sono detto un attimino di... Attenzione. Zomboid, ecco, quando lo prendi? Io già ce l'ho. A quanto sta Francesco mo in sconto? Perché voglio capire se per lui va bene. La mia idea di creare un server dove chiunque può entrare, prendiamo tutta la mappa di Project Zomboid e la dobbiamo liberare, punto, senza se e senza ma. Quando costerà meno di quanto costa attualmente. Scusami, invece di quanto è sceso con lo sconto? Perdonami. Cioè, guarda che non lo regaleranno nelle patatine, io ti avviso, se ti aspetti che esce nelle patane, no, non esce, Francesco. Wow, Francesco, 5 euro te lo posso regalare io. Franci, ma spendi sti 5 euro per l'amor del cielo. Per 5 euro, bro, me lo puoi concedere un pacchetto di Pokémon. No, in realtà manco. Tu mi devi fare il regalo di Natale e io ti faccio un pensierino. Che dici? L'hanno scontato di 5 euro. Scusami. Comunque 15 euro ne vale la pena. Questo stava a 17, 18. Vediamo se mi manda i messaggi. Oh, Sir non riusciva a scrivere. Sir, che è Ciao, successo? Sir. Che è successo? E invece c'è qualche altro sito con qualche key scontata, magari mo non è che c'è. Allora, non è che tu, se ti meno un po', mi parli? Puttana della mamma tua. Dai. Sei proprio un pezzo di cioccolato. Sei un pezzettino di cioccolato, sei. È un gioco che non ha tu. chi disponibili, come Muse Dash. Vabbè, e allora niente, aspettiamo. L'antica sala pizzeria cambiata poi nell'ex sala colazione, ora è diventata sala gioco. E che cosa c'è in questa sala gioco, Sir? Fa gioco d'azzardo! Allora, Baisudi, cura in fiamme, congelamento e folgorazione. Io toglierei una fra flash notturno e tocco del male, lo zio. Tocco del male. Almeno quella possiamo vedere di colpire più persone. Francesco, ti posso consigliare un gioco da andare a vedere e poi scrivi un commento del titolo? Poi te lo faccio vedere anche a te. Persona Me 5. l'ha mandato quel mio collega di lavoro. che ti ho ok. detto. No, signorina, vengi qua. Signorina. Volevo il tuo parere su questo gioco. Signorina, non mi faccia perdere tempo, venga qua. Ragazzi, ovviamente se volete cercate anche voi, senza problemi. Il gioco, Francesco, si chiama Twerk Tace 3D. Tace è scritto tace. Come si chiama? Twerk Tace 3D. Ok. Francesco, vedi un video su YouTube o dove vuoi tu e poi fammi sapere cosa ne pensi. Al momento c'è solo una TV. Oh, sempre meglio di niente. Va bene. Dai, funziona il colpo fortunato? Io penso che sia un gioco incredibile, Francesco. Ti faccio vedere. Il mio collega ha detto in una GD è il gioco che fanno oggi. Le pubblicità dei giochi che cacciano oggi. È un gioco per cellulare, ovviamente, già te lo promette. Vabbè. Capirai. Però voglio È qualcosa sapere, in allegria. voglio sapere lui che ne pensa. Non sei andata a terra. No, brutta persona sei. Non solo Reagan, è proprio come funziona. Ha tutto ciò che è di sbagliato nel mondo. Sì, ragazzi, sì, esattamente.
No, prendi un bicchiere. Come no? per piacere. Roba di culodi, sì, sì. Ragazzi, andate a vedere l'ultimo video di Parliamo di videogiochi e del gioco che ha provato Francesco. Ci vedemmo il video io e Gianmarco dopo una live. Ragazzi, sia lodato Francesco che ci fa scoprire questi giochi, sempre, comunque e dovunque. Noi non credevamo possibile tutto questo, e invece nel mondo, volevi dire, nell'universo, Una finestra su come può funzionare la Engine 5, questo è il mio commento. non deve fare il commento sarcastico perché deve fare il deficiente. Non hai fatto ridere nessuno, A Francesco. me sì, in realtà. A me sì. Perché è proprio un coglione. Comunque adesso in questo gioco tu corri tipo Temple Run Ok. e devi far mangiare hamburger e cibo a questa tipa per farla ingrassare e farla diventare una culona. Siamo una Sì. trama bella piena, giustamente. Attenzione, le battute migliori fanno riflettere, non ridere. In alcuni casi possono anche far piangere, però dipende comunque sempre dalla battuta. Oh, aspetta tesorino, aspetta, fermati Pippo Baudo. Sir, tu cosa dici quoto? Che quoto si usava alle medie, sir? Ovvero, sir, Tieni aggiornati. pandan, sir, Sir, ancora questo quoto. Quoto. Ma che è Una quoto? quota in borsa, cosa Ma vuoi? che... Oh, attenzione, secondo semino. Secondo semino. Cacciolo semino. Prendi il semino. Sir, come ti permetti a parlare italiano? Ma, capito? Come osi? Quello che vuoi tu. Ma è proprio quoto che non si può dire proprio, cioè... Ma poi parli tu, Francesco, che ogni tre parole azzecchi 2 o 3 lettere in combo. Abracd, Parglen. Mo, per piacere, Francesco. Polongo, polonga, palimba. Poppo lunga pupilito paro. Dai. È su. Ah, Francesco, volevo chiederti questa cosa. Tu No, non parlo, ma... stai seguendo cosa succede con Dragon Ball Daima? Tu hai sentito cosa è successo nell'ultimo esipodio? Cosa ne pensi al riguardo? Qual è il tuo punto di vista? Vedi, mi piace il suo parere e gli faccio domande, senza Dice, problemi. Sir, è l'unica lingua che conosco. Al massimo ti parlo in spagnolo. Oh, è comunque già una cosa che io non so fare e complimenti. Ma parli spagnolo aggiungendo semplicemente la S alla fine delle parole? Che quello lo so fare anche io. Ho scritto abbastanza articoli da potermi permettere di scrivere a cazzo nel privato. France, No, ma tu hai scritto articoli, hai fatto giochi, hai fatto cose, ma qua nessuno ha mai visto niente. Francesco, fake. Francesco, Sei un fakes. Con la Francesco. S alla fine, in spagnolo pure, te lo dico. Bene. Fakes. Pure io ho condotto Sanremo insieme a Pippo Baudo, ma quella sera non hanno registrato. Fa niente. Quando era ancora Capita, capita, non ci sono prove. Però pazienza. Tanto noi ci aspettiamo sempre i 2 giochi da Francesco. Ok, comunque siamo abbastanza forti adesso. Allora, Gli articoli te li posso linkare e il gioco è esploso. no, il cazzo lo parlo correttamente nel mio... Aspetta, sir, nel senso che, sir, è un po' compromettente per te questa frase. Che se metti nella stessa frase il cazzo lo parlo, però è piccolo, sir. Ti concedo un'altra possibilità, facciamo finta che quella frase non l'abbiamo letta. Ne posso dire. A caricare. Ah, manco lui, il protettore di quella merda di Super Saiyan Ma 4 come? dice qualcosa. Anche più di un po'. E per il Ok, meme, va per bene, il va bene. meme. Grazie mille per la tua non risposta, Francesco. Gentilissimo come Sì, sempre. ragazzi, sappiamo tutti che stiamo parlando, ragazzi, dai, su. Tanto Regen prima o poi si acchiapperà lo spoiler perché uscirà dappertutto, quindi è inevitabile. È inevitabile. Regen, se vuoi ti diciamo 2 parole e capisci tutto. Se vuoi che ti diamo il segreto, non diciamo assolutamente niente. Dici tu. Ma in realtà già dire hanno canonicizzato una cosa cambiandola, esiste solo una cosa nel mondo di C'è Dragon qualcosa Ball. nel mondo di Dragon Ball che da tempo molti... Ah, già l'ha visto. Ma che Regen è informato, guarda giù, è persona seria.
Ecco, tu che ne pensi, Regan, ad esempio? Dell'immagine che hai visto, che hai detto si è Anche perché io fermato alle prime aspetto che 5. finisca tutta Daima Ma e poi una puntata, me la sembra, vedo. Anche perché sta su Netflix, quindi a questo dai. punto... Oh, che bello. A posto. Io a primo giorno ero stato spoilerato. Anzi, è inevitabile purtroppo. Ma adesso vanno a rompere tutti quanti il cazzo. Dai, ma è finito, non c'è più niente. Quindi sta roba non serve a nulla. Allora, ci sono due quadri, attenzione, Mm. visto che comunque Madarame faceva il camuffo. Allora, noi penso che dovremmo andare comunque nella zona rossa. Se ti dico che mi fa cagare perché tanto è prima del God e dell'Ultra Istinto e niente ha senso, preferisci perché in caso aggiungo che dovrebbero morire. No, invece tu devi dire quello che a te, qual è il tuo punto di vista. Vuoi Poi, che sia democristiano o no? no, Francetto, tu devi No, dire le democristiano. cose per quelle che sono, ma accettare che anche tu, che sei tanto bello, bravo, buono e simpatico, alcune volte, che sono il 99% dei casi, in alcune situazioni, dici piccole cavolate per gli amici, grosse cazzate per chi ti conosce bene. Quindi Per chi basta ti che ama. accetti che anche tu potresti per caso forse sbagliare. Tutto qua. Suca. Succa, che ci stava bene. È una cagata pazzesca con tutto il rispetto per il maestro. Dice, Sir Regan, invece ci ho rivalutato Super dopo aver visto un po' di Daima. Ok, Io posso dire una cosa, a me Super è sempre piaciuto a prescindere da svariati. non sono mai riuscito a vedere. Secondo me io con Daima mi divertirò allo stesso modo. È un ultimo prodotto, ragazzi. Tanto non c'è più niente da quello che uscirà da oggi in avanti. Sarà tutta opera di Toyotaro e compagnia bella che ciucciano le valle. Allora, dobbiamo selezionare il Quindi- quadro corretto. Però Che se non mi sbaglio io era questo avrò un qua. vantaggio forse da questa cosa. DLC di Xenoverse con trasformazione in Super A Saiyan questo 4 punto. per il mio PC. A questo punto. Non commento. E vabbè Gianmarco, tanto che capisci tu? Ma io ho detto che io mi sono divertito a vederlo, mica ho detto che è bellissimo. Ma poi tu che vuoi? Ma tu ogni volta Ci si può stai anche con me. divertire senza, Mamma con mia. cose che poi si poteva fare meglio, sì, ma tanto una volta che una cosa è uscita, no? Sti cazzi? Ma infatti io ho detto la stessa cosa. Sanno gli ultimi episodi del torneo che sono stati animati anche molto bene. Purtroppo solo gli ultimi. Io più che altro mi interessa, voglio capire a livello di lore e cose varie, come è strutturato C'è il tutto, eccetera, eccetera. qualcosina. No, dai. Tanto che sarà brutto oppure no, è comunque l'ultimo prodotto di Toriyama, quindi io lo voglio guardare per quel motivo là. Poi sarà bello, sarà brutto, sinceramente. Non allarghiamo, si face ma il suo parere, ma che c'entra? Ma pure con Sir se la prende. No, quello se la prende con tutti. Io non ce la faccio più. Lo dovete abbattere. È importante che ognuno di noi abbia il suo parere, giusto o sbagliato che sia, però allo stesso modo c'è bisogno che accettiamo quando diciamo delle cazzate, Vabbè, secondo raga, me. dopo il torneo, onestamente, a me il film di Broly e quello di Gohan mi sono piaciuti. Quelli li ho visti con piacere Quindi pure l'ho io. fatto vedere io film Gohan, tra l'altro. Quindi, onestamente, a me non sono dispiaciuti, anzi, quello di Gohan mi è piaciuto abbastanza. Broly forse un po' Personalmente, sai cos'è? Avendo seguito Dragon Ball da piccolo in un certo modo, io ti dico che quando seppi che esisteva Dragon Ball GT, mi feci prestare la cassetta della primissima puntata di Dragon Ball Z tramite un amico che se l'era fatta arrivare da fuori. Quindi tu immagina me piccolo, con Dragon Ball finito, c'è ancora altro. No, certo. Quindi quelle emozioni, quelle sensazioni che mi ha trasmesso Dragon Ball in quel modo, per mia scelta non le ho volute neanche provare con Super, No, ma perché non secondo me sanno, Dragon non Ball è sanno. finito con la fine di Non c'è Z. la stessa cosa. Però, se Però ti poi negli piace- ultimi anni, con i Sì. film, con le cose aggiunte, qualcosina di buono per me è stato fatto e dai, ma un occhiettino in particolare Ma io glielo come vorrei dico, provare a dare. col passare il tempo, secondo me si lascia vedere, non è quel prodotto che tu dici. No, ma poi "Mamma mia, è non si su può guardare". Netflix, già pago l'abbonamento, quindi non devo spendere neanche niente di extra per ottenerlo. Ma però aspetta, Regan, quello è del manga. Se dici l'Ultra Ego è solo del manga e il manga e l'anime sono totalmente separati. Quindi teniamo comunque separate queste due cose che sono due realtà opposte. Dai. Ah, Daima. Vabbè, ma quello è Super Saiyan 3, raga.
Cioè, Super Saiyan 3 non c'ha le sopracciglia. Quello È è inevitabile, ragazzi, non ce l'ha mai avuto. procedura base. Cioè, no, non ce l'ha. Non finite gli SP, E tu dai. dici, Francesco, forse era... Non so, forse, però, non lo so, Francesco, perché dai, ti ho detto, in Daima ha senso che non ce le abbia. Voglio capire l'Ultra Ego, che forse dici perché là non ce le ha. Là non lo so manco io, però secondo me è figo. Però, mai fatto vedere? No, Vegeta Ultra Ego. no. Lo devo far vedere. Cioè, a me piace, ormai è diventato tutto un... Usiamo tutti i colori. Però a me è piaciuto. Allora, deve esserci un altro quadro. Oh, aspetta un attimo, Gian Giovanni. C'è qualcosa qua dietro. Ah, ah, Questo è eccolo Vegeta qua. Ultra Ego. Ah, ok, ok, ok. Che praticamente usa il potere della distruzione di Lord Virus. Goku sta facendo l'allenamento angelico, diciamo così. 2 ore alla fine del download. Va bene. Ma 2 ore, Francia, porca vacca, quanto è grosso? Vabbè, effettivamente. Sarà bello No, grosso. io al day one lo mettiamo in live e ce lo proviamo tranquillamente. Vediamo con tutta tranquillità. È stata aggiunta comunque l'opzione per nascondere i pronomi e cose varie. Noi non siamo contro i pronomi, ma Non ce sinceramente l'ho fatto non proprio. ce ne fotte proprio. Quindi l'importante è che venga data la possibilità a chi non voglia avere i pronomi di non averli davanti agli occhi. A me dei prodotti recenti del team piace solo Sandland, credo dicessi Reagan. Sandman è la serie di Netflix. Penso se fosse Mm, Sandland. mm. E il gioco è simpatico, lo provammo pure la demo di Sì, Sandland. sì. È bellino. Sto aspettando di trovare il momento giusto che non ci sia niente per giocarci. E qua ci fa tornare indietro. Ok, aspetta, quindi forse adesso è qui. Yes. Ok. Altro tesoro che ci fa bene. Carta bianca. Sento puzza di boss Hanno fight. sospeso lo sviluppo di Crysis 4 e licenziato un sacco di cristiani. Mi ha scorreggiato il cervello. Scusa, no, no, quando vai Reagan avevo capito che era Sandland, non ti preoccupare. Avevo sentito sto fatto di Come Crysis, però bossicino. Francia che era stato abbandonato tra virgolette lo sviluppo. Non sapevo però che fosse stata mandata a casa parecchia gente, a quanto pare. Ripperoni. Eccolo là, Oh, pezzo di bastardo. merda. Oh, Mm. siamo arrivati. Ok, allora, signor Madarame, salve. Signor Madarame, l'abbiamo trovata. もやもやしてない今はな予告を出してまだらめに奪われると認識させりゃ Facendoci cucù. 実体化してヤッホーこんにちはよ Ah, fa pure 11 muoio. さてな自画像とかじゃねえのまだらめの現実をここまで歪ませた根源か。でどうなんだよ Mm. これでルート確保ってことでいいのかうーん場所は分かったが No, ci sono ancora i laser e tutto, non è la strada sicura. あなんでだよ周りを囲んでいる。 Allora, possiamo provare a fare solo una cosa per ottimizzare il tutto al massimo. Questa è l'ultima area, abbiamo un po' di oggetti per gli SP e cose varie. Basta che completiamo sta zona, ci Sì. siamo tolti il grosso da mezzo, Sì. abbiamo 17 giorni per potenziare. No, 16 perché poi metti il giorno dell'attacco. 調べて回るぞ Vabbè, ce la facciamo Allora. ancora SP così. Il problema è che dovrei comunque fare pure un pochino di farming. A quello lo facciamo nei memento. 新たなセーフルート。 Allora, qui c'è una safe, quindi salviamo. Come il save tattico. So che comunque abbiamo completato un altro blocco. Allora, dobbiamo spingere un pochino di più. Allora, di qua non possiamo entrare perché ci serve... No, da questo lato qua possiamo entrare, ok. Di qua? Un'altra password. Ah no, qua non serve password. Allora, disattiva i laser. Non funziona. Secondo i protocolli di massima sicurezza.
Allora, stacca l'elettricità. Possiamo farlo? Sì. Madarame. Ok, ci sono i generatori d'emergenza. No. ちょっと Oh, stanno arrivando delle guardie qui. Apri le saracinesche. Funziona? Ok, almeno abbiamo aperto il passaggio per andare in altre zone. Ok. Ok. Oh no. È Pippo. È lui. Fermi! Ah, No, vabbè, tu sei è cucciolo. Fruit. Lui è frutto, sì. Ecco, questi Tre frutto. Questi, Francesco, possiamo definirli dei fruit. Cosa ci dice al riguardo? 点は見当たらないな Allora. Assolutamente no. Culo assorta. Ah. Ok, ha preso piede. Va bene. Aglia. Non ancora, non qui, non qui. Non ho capito, avevo la musica alta. Grazie Francesco, mamma, sei proprio cattivo. Ho detto, questi possono essere definiti dei fruit. Ottimo. Secondo te? Resistete. Resistete. Resistete che ci pensa Morgana. Resistete. Mediarama, dove sei? Mediarama, arriva per piacere. Suka. Ok, tu stai continuando a prendere fuoco. Danno tecnico a lui. Manca la milza che penzola dal culo. Ah, ok, e poi sono dei fruit. Ok, grazie Francesco. Questa tua spiegazione ci aiuta tantissimo, Francesco. Come faremo senza di te? Ok, meno uno. No, Freya. Adremoid. Va bene. A questo punto risparmiamo un po' di SP. Ok. Critta, Joker, critta. Come fai sul 5X? Fammi un bel che tua sorella, madonna mia. Mamma mia. Dove stiamo? La buchina e Ecco qua, nel posto. Fatto. Ok, comunque ci hanno dato un bel po' di yen e male non ci fa. Allora, almeno abbiamo aperto le Sara e cinesche. menano questi, sì, Regen, menano. Menavano, menavano. Claudio, Allora, ce la stiamo facendo. Di qua non possiamo andare? No. Mannaggia, この Vabbè, va bene. capo tu facessi persona, una bomba di esplosiva. No, ma noi comunque siamo dei ladri, quindi dovremmo non farci... Oggi ho finito di nuovo Majora's Mask. Maronna, mi fai i complimenti. Finito un altro. Ma tu quando te li giochi? Ah no, me l'avevi detto Majora's Mask in realtà che lo stavi giocando. Bisogna trovargli un gioco difficile che non finisce tanto facilmente, perché lui è bravo. Cioè, è pirla, però è Wake bravo, hai Up. capito? Devi giocare a quello. Dai che ce la possiamo fare. Dai. バトンタッチすれば弱点 Ok. Facciamo una G di qua. 有効な攻撃はあるが弱点も探さないと弱点は見当たらないな No, lui resiste. Tu figlio di bottana. Tu figlio di bottana. Secondo me è debole al fulmine, così. 銃撃が効かないやつだ Tu dici? No, aspetta, no, in realtà no. Come lo rivedi? 弱点は見当たらないな Manca fulmine, pugni. Sì. No, è debole al fulmine, già. Perché sembra ferroso. Allora, intanto vedo se per caso... Mannaggia che la troia! Ecco appunto. Madonna mia, ragazzi. Che paccaro che ci stanno. Allora, aspetta. Tanto facciamo così. E tu vai di nuovo giù. Poi. Staffetta Joker. Sulla nube. Sì, no. sì. Però la nube. Ah no, che si riprende danni. Allora dovrebbe essere vecchio. Io sto giocando Phantom Hourglass. Bello Phantom Hourglass. Bravo Regen. Potentissimo il gioco.
Oh no! Oh no, questa non ci voleva. Pippo Baudo. Protettore di Sanremo, pensaci tu. Allora, tanto ci curiamo. Tu a cosa sei debole che esplodi al ghiaccio? Allora, facciamo così. Sparare col cannone ai pesci diverte parecchio. Andiamo un po' così. Si è incazzato il monaco stolto, Suka. Non esplodere da solo. Allora. Mammata. Ok, è il tuo momento. È il tuo momento. Ok, una bella botta. Non abbiamo Psychos. Anche la pipì. Possiamo fare così. Allora. Dopo a chi tocca? Tocca a Morgano, ok. A posto. Oh, due fight, uno dietro l'altro, belli impegnativi, eh. Comunque ci ha dato un bel po' di risorse. Allora. A questo punto autoguarigione subito. Ok, gli SP stanno letteralmente finendo. Allora, diceva che c'era un passaggio qui. Segnalo Eco Breaker. What is Eco Breaker, Francesco? Stanno finendo già i grimaldelli. Vestito zen. Vestito zen. Eh sì, a questo punto aspetto anche Gianmarco per la conferma, ma penso ci convenga molto di più mettere questo qua. Anche perché comunque Yusuke è bello forte, quindi se è più agile, molto meglio così. Allora, aspetta, vedo se riesco a dargli un occhio con il telefono, se ricordassi dove l'ho appoggiato. Non ricordo dove ho messo il telefono. Il mistero si infittisce. Francesco, inizia ad accennare. Ah, ok, ok. Stava di là? In bagno. Ah, ok. Ecco, a posto. A posto. Allora. Aspetta, controllo subito. Segnalo Eco Breaker. Rainbow Six Siege X teaser. Qualcosa inviato dal signor Mercury. Allora, Echo Breaker. Echo Breaker. Allora, Gianmarco, nel frattempo ho trovato questo pezzo di equipaggiamento per Yusuke che secondo me conviene mettere. Ah, ok. Messo in wishlist, Francesco. Che cos'è? È un a RPG. turni in stile grafico PS1 con Sì, robottuni per sì, caso? Sì. Stavo sì, leggendo. sì. Vabbè, roba per Francesco sostanzialmente. Robottoni, RPG, giochi vecchi. E noi sentiamo sempre i suoi consigli con piacere, Io infatti sono senza curioso. giudicare, senza dire No, no, niente. io lo giudico. Sì. Lo Poi faccio. lui giudica noi su ogni cosa che facciamo, diciamo, però Lui mi capito. giudica tutto il tempo. Ogni cosa che io dico vengo giudicato da questo putrido essere vivente. Di natura fallica. Armato di ascia. Così. No. Io non no, giudico, io commento. No, 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 tu- no, 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 Allora, no, no. la risposta corretta sarebbe Turumbucat, però non la possiamo No. dire per ovvi motivi. No, ma lui mi giudica perché il suo parere è sempre da giudicatore. Il cazzo, come non te la caverai così, pezzo di Grondil. Quando dice Grondil è finita, Francesco. Guarda questo dito. No, Sì, è no, finita. no, 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 no. Francesco, finita.
E adesso ciupa. Allora, Così. passaggio aperto. Abbiamo aperto lo shortino, quindi abbiamo anche una safe. Ok. Così almeno abbiamo un altro punto. Ricordiamoci, 23 ore di gioco, stiamo ancora al secondo capo. Dobbiamo fare memento. E dobbiamo fare legami. Eh sì. Allora. Difatti per questo dobbiamo vedere Ma non di... risponde più, guarda, perché l'ho colpito nel segno. È vero, ti manderò una foto molto arrabbiata, preparati. Sta arrivando. Andiamo da quest'altro lato, cosa c'è? Oh, attenzione! Oh no, c'è un Pippo qua. Allora, vediamo un po'. Ecco fatto. Dobbiamo un attimino... Al limite ci facciamo qualche altro caffè. Il problema è che c'è lui. Non possiamo fare, Il silenzio è una risposta che non tutti Andiamo. comprendono. Gandhi Io probabilmente. ci devo provare. Io mi ricordavo che l'aveva detta Elon Musk questa cosa. Vero, forse sarà stato Gandhi. Oh, però va bene, Francesco. Però se Tace, nel, acconsente. se nel silenzio si evita di dire qualche cazzata in più, a noi comunque piace anche così, Ma questo è Francesco, vedi, è questo. Baltoi. Divinità risvegliata. È lui. Allora, questo fa male. Sì. Questo fa molto Guarda male. che puoi anche difenderti così. Noi dimentichiamo sempre. La difesa non è contemplata in questo dojo. Ah no! Nell'altro sì, No! in questo no. Non, anche a te lo devo fare. No, 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 no. Allora, però è debole al vento. Questo è già buono. Ricordati, si insegnano tutti e due gli stili. E mo non te la puoi cavare così. Culo! Te lo meriti. Te lo meriti. Culo? Culo. Ghiaccio? Vabbè. Allora, iniziamo a diminuirti l'attacco. Forse c'è una piccola possibilità. Francesco, ancora non hai visto la mia foto. Cobra cazzo, ecco. Con la K, vero? Vedete tutti Cobra Kai. Se vi piace Karate Kid. Se non vi piace Karate Kid, allora non vi piace manco Cobra Kai. È inevitabile. Se volete vedere una storia di karate scritta bene e terminata benissimo, Terminata senza bene, che lascia sì. punti in sospeso o Stranamente. termina la serie così come se niente fosse, datele un'occhiata. Poi una serie che Netflix non ha chiuso. Incredibile. No, nel senso che l'ha chiusa momentaneamente perché non si abbandona la gallina dalle uova d'oro così all'improvviso. Però che almeno gli ha dato il giusto finale. Io so che cazzo stai Ah, non facendo? c'è campo, non avevo mai visto il segnalino dello status, cioè non me lo ricordavo. Allora, aspetta, vediamo un po' se abbiamo qualche oggetto. Questo non è Sono vertigine. verificati stessi andando avanti. Ecco qua, a posto. No, che vuol dire? Non ho capito. A chi tocca dopo? Facciamo così, noi curiamo. Ok. È stato anche il colpo di fortuna che la passiva ci ha fatto dare più energia agli amici. Un uomo distrutto dagli eventi. Io so che sta colpendo a 580. Così confuso da colpire gli alleati. Ho capito però, ma tu sta a fa uno di tutto, ma dai. Ecco, Moean che non c'è il segnale. Allora. Dobbiamo solo tenere un pochino duro per quanto possibile. Ti abbasso di nuovo l'attacco per sicurezza. Dopo tocca a Morgana, quindi andiamo con un'altra cura. Ok. Forse mi sarebbe convenuto un attimo fare un turno di pausa. Però è tosto sto fight, lavaggio del cervello. Aglia, aglia, brutto. Brutto momento, brutto momento. Allora.
Questo è un enorme problema. Allora, iniziamo a toglierlo a Morgana. No, non picchiare Joker, Anna, non picchiare Joker. Joker, non usare cura sul nemico, per piacere. 敵と味方の区別がつかないぞ Ragazzi, allora dopo a chi tocca a lui? Media. France, ti mando una cosa. Sorata. Anzi, dimmi se non è Golbat. Sì, proprio lui. Sei uguale, bro, sei Golbat. Sto scrivendo su WhatsApp. Abbiamo catena di perline già adesso no. No. Siamo vampiri noi, in onda sulla Rai alle 7 del mattino. Gran cartone. Allora. Devo sperare solo che si riprendano nel prossimo turno. Io posso vedere di forzare al massimo. Sempre come prima così. Ok, ottimo. 敵と味方の区別がついてないぞ Ok, riprenditi pure tu. Ok. Dai. Allora, fai così. Saltino. Ok, dai, dai. Sorata. Ottimo, ottimo. L'abilità del professore ci ha salvato. Quindi possiamo fare. Gella Morgana. Usiamo un caffè su Joker che deve curare gli altri. Ok. Veramente delle botte considerevoli. Sto riuscendo a tenere per il rotto della cuffia, già ma se va mezza cosa storta è finita. Non lo so. C'ho il buco del culo così stretto. Ok, mi poteva ammazzare qua, mi poteva ammazzare. Allora, semplice semplice. Non c'è bisogno di usare SP, ce la facciamo a fare un attacco. Mi serve il Joker libero e a questo punto, meno male che ci abbiamo sti gel. Media ce la fa. Ti abbasso l'attacco per sicurezza. Ok. Ok. Ok, a posto. Che sia un figlio di buona madre. Posso vedere di fare prima così. Assalto. Finiscilo. Ok, ci pensa Morgana allora. A posto. Fatto. Al primo tentativo. Mortacci sua. 520 punti, esperienza e 7100 yen. IVA Buono. incluso. Ok. E abbiamo così completato un'altra serie di teschietti. Quindi comunque dobbiamo tornare da Yosei nei Memento e farci fare un sì. nuovo oggettino. Ok. Anche se mo adesso si uniranno e comunque uscirà già il primo oggetto.
Ok, cosa ci date? Indiana Jones e il teschio di cristallo? Cristallo della vanità. Mm. Cosa fa questo cristallo della vanità? Ciuccia chi e ciuccia là. Prendo qui e prendo là. Mi scusi? Cristallo della vanità. Pennello delle vanità. Un cristallo col potere della vanità. Annulla le debolezze. Capa da cazzo. Capa da cazzo. Mm. Più. Minchia. Un po' forte però. Un po' strano. Minchia. Allora. Farei con un'abile manovra così. Vai. Cristallo della vanità a noi. Così non abbiamo debolezze. Non abbiamo mai debolezze, sì. E viaggiamo un pochettino più tranquilli. Diamo a Morgana che è l'healer il... Dov'è? Bonus Strangolino dei strangolino dei chakra. Così Morgana che è l'healer c'ha un po' di SP in più e Sì. riusciamo a tenere meglio. E l'anello questo qui che ci avevamo. Toglierei l'anello della brezza a Annarella e le darei quello che abbiamo sbloccato prima, che dà Coppa del Campione, moderato recupero di HP per un alleato e aumenta attacco per 3 turni. Bello questo. Vedi, così anche Ann ci può dare un po' una mano. Bello. Yusuke resta, si mette lui l'anello della brezza così c'ha vento, ghiaccio e ghiaccio. copre 2. Quindi fa vento freddo. Vento freddo, gran finale vento freddo. Quello poi toccherà fare i DLC, lo zio. Sì. Io continuo a sperare che esca il secondo. Ma secondo me esce lo zio. Ma secondo me esce. Level 5, giusto? Sì. Sì, eh? Come Infatti, avevamo detto dall'inizio, giustamente. non Ok. era Decapolis, no? No, no, No. non l'abbiamo confuso per mesi e mesi, no. No, 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 no. Non è mai successa questa cosa. Ci mancherebbe altro. Allora, vediamo un attimo. Ok. Allora, siamo riusciti a passare un primo blocchettone Era- bello grosso. Anche perché nella stessa situazione da Kamoshida comunque abbiamo preso dalla cappella grossa grandi danni, quindi Quello là a destra non ce l'hai. sì, difatti questo volevo fare. Vieni un po', vieni un po'. Io devo capire te. Ah, lui che tipo è? Sembra È depressa. triste. Quindi dobbiamo dare risposte buone. Perché tu calpestare questa terra? Che avete in mente voi umani? Mi Devo dispiace. togliermi le scarpe? No, mi Per dispiace, mi rispetto? dispiace. Tu dici mi dispiace? Secondo me sì. No, sei si incazzato. incazza. Bisogna andarci con calma. Tu è qui perché ti è stato ordinato, vero? Umani sono sempre schiavi di regole e ordini. Io non maledice te, ma il tuo comandante. Io maledice chi ti comanda. È stata una mia scelta. Lui si incazza. Io perdono te per parole tanto sciocche, ma questo non significa che io ora non uccidi te. No, niente, sei incazzato. Però aveva detto sì buono. Cioè, buono quindi che vuol dire? A puttana di mamma, può darsi che nel suo mondo buono significa questo. Ma ecco qua, non c'è più. No, no, io puntavo a Ah lui no, è lui, comunque. ok, ok. Io puntavo a lui. Pensavo era lui. Pum. Togliamo anche quest'altro da Mamma mezzo. Scossa trasferita, non ci interessa. La madò. Allora, Questo non è vero. tu sei un po' cattivello. Ok. A posto? Riproviamoci. Mi sembra un tipo cupo. Ok. Tu umano, perché venire fin qui? Cosa cerchi? Per una caccia al tesoro. Umani prendono sempre quello che vogliono. Perché dite di essere diversi da noi bestie? Dato che tua vittoria è assicurata, io vuole farti una domanda. Tu hai desiderio cui non può rinunciare nemmeno dopo la morte?
la felicità di Ma gi- tutti. Tu felice se io morire? Io capisce te un po' meglio. Per ora io spero che tu contento così. Capsula d'allerta. Ah, ok. Vabbè. Ma non mi ricordo più le debolezze alla fine di Va bene. Tranquillamente, già, ma senza problemi. Tanto riusciremo a finirlo. Così come è stato in No, passato per 2 volte, così ci riusciremo pure adesso. Con calma facciamo tutto. Allora, a questo punto tesoretto, perché no? Polvere d'anima buono. Ok, c'è un'apertura lì. Però non possiamo andarci. Ok, c'è un Giovanni Suca. Abbiamo solo SP con YouTube oggi. Allora, questo in alcune culture potrebbe essere un problema. Sei un figlio di buona madre, sei. Sono passato. Sì, è perché quando c'hanno la scossa, se gli fai l'attacco fisico, te la passano. Allora, puoi andare giù. Ok. Ci voglio riprovare. Allora, sembra depressa. Io non cerco scuse. Io ha perso. Io paga conseguenze. Io da padella in brace ora. Vuoi mettere me su graticola? Fai pure, eccomi. Non ti voglio mangiare. Non ha coraggio di mangiare me. Mi vuole chiedere qualche consiglio per consolare me, almeno con immaginazione. Pane inzuppato nel caffè. Ho capito però, ragazzo, scusami, Non ho scusami un capito. attimo. Sei un po'... un figlio di puttana però, eh. Mi sa ti dovrò uccidere così. Vediamo se per caso prova. Ecco. T'ho risparmiato, entri tu. A posto. Che fatto sto stronzo. Madonna mia. Fatto. Makami. Guarda, tu pure la rompi sta fotocamera, eh. Allora. Fatemi vedere una cosa perché... Ok, no. Credevo ci fossero dei problemi come al solito con la chat che all'improvviso non si aggiorna. Ok. Allora, siamo scesi al 3%. Allora, oh, c'è una stanza di sicurezza anche qui. E c'è una leva qui. Noi nel dubbio la tiriamo. E invece il gioco dice aspetta, non tira subito le leve. Allora, possiamo andare qua. E diciamo che noi potremmo calarci da qui sopra, eh. Quindi senza staccare laser e cose varie. Però c'è un bel gancione proprio a portata di mano. Allora. Però noi possiamo andare anche di qua. Ok, di qua nada. Quindi dobbiamo per forza tornare indietro. Grazie mille Alistair per il rinnovo della sub. Sono 7 mesi. Grazie mille. Grazie Francesco. Come ci piace sempre ringraziarti, Suka. Questo è un saluto che facciamo appositamente per te perché ci teniamo proprio di cuore. Ok, il gancio scende così. Ma qua Ah, grazie. Io non ricordo quello di Liu Pain che fine ha fatto. Allora. Potremmo sfruttare l'oscurità. 2 aspettano qua sopra col gancio. Si toglie la corrente quella decina di Si secondi. prende. Si scende, si prende e ce ne si scappiamo. potrebbe fare. Va benissimo. Qualcuno stacca la corrente. Uno attiva la glu e uno lo afferra. Ok, va benissimo.
Allora, è il momento della lettera di sfida. Quindi abbiamo completato il tutto. palazzo. A pelo? Lo so. Fatto proprio più di così non si Ma poteva. non abbiamo urlo di vittoria, No, qui no. Però potremmo averlo al costo di 0 yen. Potremmo prendere 2 persone adesso e finiremmo il gioco senza nessunissimo Mamma mia. problema. Ma dov'è il divertimento, Gianmarco? Ma tu Dov'è? vuoi mettere, arrivare dal boss e dire io, lui. Ma lui ce lo creeremo come è sempre stato, Sì, Gianmarco. ovvio, ovviamente. Tanto lo sappiamo, Pierluigi apparirà nel momento del bisogno e ci dirà: ok, adesso siete al punto giusto per fare questa cosa qui. Questo. Noi ci metteremo come l'altra volta con calma e con pazienza, facendo tutti gli esperimenti per ottenere quel persona e inizieremo a fare Ecco qua. ancora più male. Cosa c'è, Justin? Nasello? Che è successo? Ma poi i nostri amici ci vedono camminare così, vabbè. 来たな囚人 Ok, vabbè, dite. 私は出世を進めているあなたを評価し Ah, 特 capo di 別な cazzo. 詐欺の許可をなさいました物品に対して La sedia elettrica. として捧げ Ok, questa cosa non me la ricordavo. させる電気スケーだ猜疑の内容について詳しく聞きたければ主に直接尋ねるのです Gianmarco, 貴様 sedia が elettrica. 構成を進めればさらに新たな猜疑の開発も主は考慮され Quindi る crea proprio dei rituali. Sì. 囚人 E sta allora. Allora, Gianmarco. E adesso andiamo qui. Facciamo 時間だ trasmuta persona. Noi possiamo dare un persona e otteniamo un oggetto. Per ogni sacrificio dovrai usare un materiale speciale con del potenziale trasmutativo. Non avrai idea di cosa sto parlando, perciò prendi questo e aggiornati e magari ringraziami. Dovresti trovarli anche nella tua realtà, ma non nell'altra. Fai del tuo meglio. Dobbiamo trovare questi oggetti con katana nera. Ma questo te l'ha dato. Questo ce l'ha dato. Se noi sacrifichiamo lei, possiamo ottenere questo. E Per se il facciamo suo un confronto, già così Allora, è più forte. Però è 130 più 5 a forza. è Quindi un persona buono per noi. allora, noi intanto registriamo tutte le persone che abbiamo preso e tutto quello che abbiamo fatto fino ad ora. Giustino. Zero. Ecco qua. Proprio lei dobbiamo registrare. Se per caso noi volessimo prendere lei, no? 5.000. Vabbè. 5.000. Ma com'è salvata? Con la Con la versione mouse, questa. tutto Sì, il sì, set. sì, 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 sì. Tutto il set. Già registrati tutti. Quindi a questo punto direi の時間だ Ah, portaf del supporto. シングへと変貌するようで tutto blocco da un via. C'è via. Allora. になるようで Sì, 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 vai, vai. E godiamoci l'animazione a questo punto. Sì, animazione standard per tutti e non ci sono problemi. Qualunque sia la grandezza del personaggio, lui entrerà là sopra. Ok. Quindi abbiamo sbloccato anche l'obiettivo esperimento grandioso. やめるのですか E a questo punto ce l'andiamo a あ riprendere. なたの奇跡です Ecco qua. このペルス総合の大 Non è che era quello sopra. No, 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 era questa qua. Non è Era questa quello da qua. sopra. Questo qua? Non è che è questo. Questo? No. Sicuro? Questo era? Non è Ah, adesso. non è che quello ancora più sopra. Questo qua? No, sempre prima. Era, non è adesso. Sei proprio Siamo sicuro? stati loro, non è il loro momento. E forse quello là in mezzo può essere. Questi qua, Questo qua. le versioni alternative. No, neanche Gianmarco. Ok, sicuro. Cioè, sì che sono sicuro, no che non è il loro momento. Ma 100%. Pure lui potrebbe sembrare. Però no. Fa taglio a croce. Danno fisico pesante a un nemico 2 volte. Alta precisione. Vabbè. Creatore divino. Aumenta la chance di innescare i tratti delle persone degli alleati. Ah, è vero, ma è vero, aspetta, io voglio leggere i tratti di questi. No, tutti, tu anche quello sopra voglio leggere. Allora, cerchio di tristezza. Che fa? Giustamente. Quando ha battuto rianima con un HP 4 volte per battaglia. Ah, 4 vite extra. Triplica il danno di risposta.
per i contrattacchi. Aumenta la chance di innescare i tratti. Ok. Quindi lo stesso. Ok, anche questo qua. Gli oggetti consumabili non vengono usati. Non ho capito. Torna indietro un secondo, scusami. I consumabili non vengono usati. Dopo una staffetta. Cioè, tu fai una staffetta staffetta e usi un e usi gli oggetto oggetti a gratis. gratis. Ah, ho capito. Questo è il tratto, creati il tuo urlo di trionfo. Ho capito. Quell'altro dopo, scusami, chi era? Ah. Aumenta l'attacco quando Questa è la versione super incazzata. Va bene, Gianmarco. Cose. Bello che si possano salvare le persone per poi schiattare. Sì. E non solo quello. No, infatti no. Cioè, c'è dell'altro. E non solo quello. Allora, noi adesso ci terminiamo. Che ore sono comunque? Ancora presto. 23:20. Allora, noi adesso iniziamo ad uscire dal palazzo e cerchiamo per stasera di terminarci almeno tutta la sezione della battaglia con Madarame, in modo tale che poi abbiamo 14 giorni Sì. di pura bontà. Sì. Dobbiamo portare avanti i personaggi. Dobbiamo portare avanti le quest per quanto riguarda persona. Dobbiamo vedere di creare e potenziarci altre cose. Dobbiamo fare le sfide della Velvet. Ma la prima la potremmo fare. Quindi noi ci mettiamo dopo fatto live, vediamo di fare il più possibile. Anche perché facciamo quasi qualche live un pochettino più distesa e con calma. Ci mettiamo là e facciamo tutti i fight possibili. Che cazzo vuoi? Scusa. Allora, Patin. qua abbiamo completato tutto. Fatto tu. Vabbè, dai, un momento, dateci Ok. il tempo. Allora. Così, stiamo a casa. Ciao zietto. Allora, dobbiamo mandare la lettera a Madarame. Giustamente dobbiamo parlarne con lui visto che è il suo vecchio maestro. Anche perché non penso che a questo punto Yusuke vorrà ancora lui come maestro, È maggio inoltrato e gli alberi stanno mettendo nuove foglie. Le persone escono più volentieri per godersi i primi segnali dell'arrivo dell'estate. Il parco Inokashira è il luogo ideale per godersi la natura senza uscire dalla città. E non ce lo puoi segnalare? Non ancora. Allora, io direi, visto che ne abbiamo usati un bel po', facciamo un po' di caffè. Iniziamo a ricaricarcele perché comunque sono 30 SP e non sono no, poco. No, sono buoni. 2. Ok. Altro punticino. Ok. Credete dei ladri fantasma? 6.7%. Ma chi cazzo sono questi? Dopo 23 ore siamo al 6.7%. Bene. Allora, a questo punto. C'è la televendita. È domenica. Allora. Set muscoli plus. Ok. 2 muscoli d'acciaio S. Scorsa più veloce in un unico set. Kit d'avventure all'aperto. Qui sono i danni elementali. Quale costa di più? Set muscoli. Vai. Tu ci devi dire lui dove. Ci doveva essere lui qui dentro. Lo dobbiamo trovare. Io so che c'è. Allora. A questo punto è anche domenica mattina, quindi noi la domenica mattina ci alziamo, facciamo le nostre cose, tipo oggi. In realtà c'è da qualche parte del mondo qualcuno che si alza e decide di fare un assalto ad una fortezza mentale di una persona per rubargli il cuore. Tutto normale, tutto nella mente. Io vedrei più che altro qualche medicina dalla dottoressa. Ciao tesoro. Allora.
Possiamo anche portare avanti il social link con lei. 室にどうぞ。はい、 Allora, どれ？知ってる？ centra tutti gli alleati. 原価知ってる。決まったの？どうも。 Un po' di questo così. Di questi ne abbiamo 5. それは聞く。 Questi, visto che prima ci hanno salvato il culo, sinceramente me ne metto un bel po' Vai. in scorta. E per il resto, dottoressa, al momento tutto bene. Mhm. Poi io andrei innanzitutto a venderci un pochino di cose. Ok. Dobbiamo anche dobbiamo fare un cazzo sì. di cose di tanto, tantissimo. Ah, figurati. 15.000 yen. Ok, buono. E dobbiamo a questo punto mettere a Yosuke la nuova arma. Devi metterti anche la tua, mi sa, eh. Era anche una cosa per te? No. No, ok, avevo visto male. Hanno tutti l'arma Minchia, al io supero massimo. a 130, una bella botta, eh. A questo punto si salva. Ma quindi no, se noi prendiamo, fare un esempio, Sì, Izanagi, sì, andiamo sulla sedia, sì, noi lo possiamo ammazzare sì, e ti prendi un oggetto. sì, ti dà qualcosa. E non ti dà qualcosa di poco, Gianmarco. Sei sicuro? Sono sicuro. Però teoricamente non stiamo usando in persona. Ma stiamo In usando. teoria. Ci darà. Più che altro penso ci possa Ci dare dà, almeno sì. un'arma che Sì, abbia come sì, valore sì. d'attacco Ci dà 600-700. la roba di determinate persone. Diciamo Mi così. sembra un pochino troppo usarli già adesso. Allora, quando arriveremo comunque come per gli altri titoli a livello Oh, 100, sfizia già per il li danno, sblocchiamo poi. e li utilizziamo. Facciamo una prova con tutti. Che sfizia, vedo per sapere che danno. Anche perché ci metteremo del tempo, ci saranno delle live dove farmeremo e parleremo soltanto perché arrivati a un certo punto c'è bisogno di farmare. Però ci arriviamo al livello 100. Abbiamo anche, guarda, devo usare sta cosa, serve come testimone. Vai. Pensa come sono caduto in basso. A questo punto si va al ritrovo. これで奴に まだらめは人が変わったようだ。 Ragazzi, dobbiamo lanciare la lettera adesso. 方法はない。 奴は Iniziamo la settimana nei prossimi giorni per bene. 無理を言ってすまないな。ううん。ただ、ユウスケが望んでないのにやっちゃいけない。 Anche se forse essendo domenica conveniva fare doppie attività. Dato che poi la mattina siamo a scuola durante la settimana. Iniziare a fare qualcosa già da adesso così. Forse poteva convenire. La domenica capisci, hai doppio tempo libero. そこま。 確か Sacrificare solo un'attività durante la settimana. Soggettivi. というかそもそもまさか Allora voglio vedere prima che cosa c'è da fare. 我が輩もわからん。少なくとも鴨志田の事件より前からあったのは間違いないが、情報 そうか Quindi comunque c'è qualcosa già da tempo che sta succedendo e già l'abbiamo visto nel filmato introduttivo quando il guidatore della metro è letteralmente impazzito e ha fatto accadere quel bellissimo incidente. お前考えたことあった？ Certo che sì, ragazzi. 不安になる Obvious. 必要はない。お前らだって街の全部を知って暮らしてるわけじゃないだろ。 Allora, 歩き方や利用の仕方だけ分かってりゃいいんだ。 possiamo inviare la lettera di sfida, però a questo punto vediamo se c'è almeno qualcosina da fare. Allora, salve. Donna con fotocamera. ネタある？ Lei è la giornalista che abbiamo visto fuori casa. Sì, mi ricordo. Altra pecorona. Personaggio con skin, quindi. Allora, a questo punto vediamo se Vedi pure la c'è gente qualche che ha fatto. altro lavoro. Cosa hai detto? Vedi pure la gente che ha scelto di fare. Ma ti dà un'idea. Allora, su- vediamo un pure po'. tu. Visita al palazzo. Tesoro rubato. Lettera di sfida mandata. Quindi il 25% ha fatto tutto. Qualcosa nel palazzo comunque. Tesoro rubato pure vuol dire che l'ha preso. Qualcuno l'ha preso oggi. Se no ci sono Takemi e Ryuji. Livello medio dei giocatori, livello 19. Ci
Siamo perfettamente allineati anche con il livello. L'ultimo che è entrato, quindi. Allora, possiamo vedere Scegli di... tu, così. Se vuoi mandare la lettera per me va bene uguale. Innanzitutto no, una cosa va fatta obbligatoriamente. Dai. Allora, dobbiamo innanzitutto scendere di qua. Ah, no, 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 fermo, fermo, fermo. Fermo, 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 fermo. Di qua. Aspetta un attimo. Cosa? Ho visto un poster fuori quello, un attimo. Sì, guarda. è un poster che devi vedere. Hai visto anche tu, no? Sì. Era qui vicino, giusto? Sì. Aspetta. Dovrebbe. È lei. Ti dico solo che è lei. È Rise. È lei. È Rise. È lei. È lei. Sì, sì, sì. Giustamente, cantante, orario. Questo è uno dei personaggi che fanno parte del party di Persona 4. Non lei. Posso Ma un attimo per piacere, lei. ma lei, sì. È un idol È che lei. viene in squadra con noi. Sì, 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 proprio lei. Cioè, non metterci lei. il dubbio, è proprio lei, Moglie. Gianmarco. Sì. Cioè, sì. la moglie di quello. Poi Sì. c'era moglie là. Allora, possiamo prendere qualche altro lavoretto? Effettivamente, così tu in questo titolo No. qua chi sceglieresti all'effettivo come. Cioè, chi è moglie? Ma Verrà cioè, il tempo in cui questa cosa sarà chiara. tu lo dirai, tu dirai proprio No, io questa lo è dirò, moglie. vabbè che qua facciamo l'harem, quindi vedremo No, tutte le capito? varie storyline. Acqua? Eh sì, un po' d'acqua nel Quella ti fa in bicchiere. culo. Nel bicchiere. Io butto computer. No, non buttare Succede il computer. bordello. Un casino. Mm. Pure dei puntazzi. Buono. Allora, quel bicchiere dove ho messo l'acqua Era sporco, vero? c'era del caffè e latte che mi ero fatto prima. In realtà Che io ho appena bevuto aggiungendoci dell'acqua. C'ho in mucca. fatto schifo, eh? Mamma mia, Gianmarco, tantissimo. Bicchiere, io ti ho dato pure un bicchiere. È questo qua che c'ho 80 Eh, bicchieri. Questo... dai, mi sono un attimo confuso. dammi quello là, pulito. No. Maledetto testa di cazzo. Mamma mia. Bruttissima cosa ho fatto. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po' che cosa possiamo fare. Sì, sciacquo da bocca. Allora, qui possiamo uscire con Takemi. No, non possiamo andare, È sporco, visto sì? Gianmarco, non Tu mi hai fare rotto il niente, lascia cazzo, stare, però. lascia Cioè, stare, ti ho lascia dato stare. quel bicchiere. Vuoi uno pulito, no? Sì, secondo me è Ma mi hai meglio. rotto cazzo, vero? Avete pigliato una decisione da vita. Ah, vabbè. Ho avuto 80.000 cose oggi per cercare di rilassare un po' la colla e ho lasciato tutto qua sopra. Oggi sono allo stato brado. Allora, c'è solo Takemi. Ce la fai? Vivi. Fammi capire se Takemi cosa ci dà? Cazzo era Takemi? La dottoressa. La dottoressa? Eh sì. Sterilizzazione però a rango 3. 9 oggetti. E rango 2 che ci dà? Ah no, un cazzo. Però comunque andrebbe portata avanti. Andrebbe portata avanti ma guadagniamo un livello intermedio. Andrà comunque fatto prima o poi. Però Sì, se quello vogliamo sì, andare nel quello palazzo, sì. andiamo nel No, a palazzo. questo punto conviene toglierci comunque il palazzo da mezzo. Allora Le ci uniche guardiamo cose un che attimo. potevamo fare erano prendere il frullato la domenica e fare comunque la televendita. Fammi fare. Potremmo sbloccare qualche altro social link nei prossimi giorni, sì, ma comunque ci serve di avere giorni liberi. No, a questo punto facciamo così. Si va. Madarame, vai. 予告状か。本気に何しろ有名な人だからな。これまでも誹謗中傷 Non ti preoccupare che troviamo il modo. 書かれた罪状がマジかどうかは野郎が一番わかんだろ。というかまたリュウジが出すのか。前回微妙だったぜ。ならユウスケやってよ。すっごいアートにしてアートに。いや、バレるのがオチだ。俺の絵も文字もあの人はよく知ってる。じゃあ俺が考えたやつをかっこよくしてくれよ。予告状のデザインか。面白いな。 Una lettera di 兄弟 gruppo. にとっても
Io oggi mi sono finito di creare il cacciatore su Monster Hunter. Ma si può ancora fare? In che senso? Cioè funziona ancora la beta? È uscita la seconda beta. Ah, ok, che io volevo farlo in questi giorni. Se Ti conviene c'è a questo approfittare un punto... attimo oggi no, perché è allora gratis. Mi voglio conviene iniziare a farlo così poi non perdiamo tempo quando esce il No, gioco. ma perché nel gioco poi lo puoi cambiare una sola volta. Gli altri buoni si pagano. Ok. Proprio che scioglio. Dai, l'ho fatto, Francesco. L'ho fatto oggi. La caccia è vicina, Francesco. Ci siamo. Molto vicino, Francesco. Ci siamo. Molto vicino. Infatti, la caccia è... Allora, possiamo almeno uscire o Morgana rompe i coglioni? No. Morgana ha detto che non possiamo uscire. Allora, a questo punto io direi... Facciamo di nuovo gli esercizi qua. La pianta è in salute e non sono punti bonus. Ma poi Francesco tu appari, scompari, scarichi i giochi. Lascio ovviamente- fallo fare. Ovviamente Fallo fare. con software legali. Comprato il software. Ah, tu sei proprio un pazzo, ragazzo. Qua stanno girando Fast and Furious. Tu sei rischiato, Sì, vabbè. Poi che sfizio del cazzo ci provi in una stradina cittadina così con persone che vanno anche a quest'ora in giro. Correre in questo modo, poi contento tu, contenti tutti. messaggio anche gratis, ma se vuoi cambiare il stesso con i soldi devi pagare. Non lo so, Francesco. Non so come funziona il buono, io non l'ho mai usato nel gioco. Quindi non ti so dire. Allora, abbiamo preso un punto vita in più, che può fare la differenza. Ecco qua, mi sa che è il giorno della cartolina. Ma tu sei Ok. stato uno. Anche perché consuma 2 segmenti. Che comunque è passato al giorno dopo. Va bene. Allora. Le radici di sinestesia sono sin e aestetis. Cosa significano? Vuoi sapere il significato della parola composta? Credo di averne sentito l'insegnante parlare prima, ma mi sono dimenticato. Bene, pensandoci sarà più facile se decidiamo assieme. La sinestesia credo che compaia anche in molte altre parole, tipo sinergia, sincronicità e sintesi. Se pensiamo a cosa hanno in comune queste parole, sin dovrebbe significare insieme. Estetica, mi chiedo se significhi stile. No. Pensiamoci di no. Insieme. Sensi. Sensi. Esatto. L'unione dei sensi. Vabbè, Morgan. Vabbè. Ok. Diceva di vedere i colori sotto forma di lettere. Yeah. Ragazzi, non vi preoccupate. Allora. Un po' di punti a conoscenza. Siamo comunque diligenti. Perché Madarame è un pezzo di merda. Punto. Bello chiaro e diretto. Eccolo qua, guarda. Pure allerta polline oggi, quindi il boss dovrebbe essere un pochino più difficile. Allerta polline è bellissimo. Va bene. Oh, hanno trovato qualcosa. 才能が枯渇した巨食の大罪にまだらめ一流祭殿権威を傘に門下生から着想を盗み盗作すらいとわぬ芸術家 È giusto che tu ti senta dire queste cose. その歪んだ欲望を Ruberemo i tuoi desideri distorti. Firmato I Fantomizzi. わかりません同じものが至るところに貼られてまして防犯カメラは犯人らしき Poi in 24 ore voglio comunque capire, mi piacerebbe come hanno creato il progetto, come hanno fatto poi a stamparlo, creare tante copie, portarle in giro senza farsi vedere. Però va bene anche così, va bene anche così. Figatelli. 古典への影響と言いますかいたずらと
Eccolo qua. どうか人物いたずらか。まあどうということはない。どうせ奴らもこの古典が終わるまでだ。 Adesso è molto preoccupato. これでいいんだな。 Adesso è il momento di andare. 文章もかっこよくなってたし、これで今頃お宝が出現しているはずだな。せいぜいシャバの空気を味わっとけよ、じいさん。てか、ネット見た？ Allora, appena arriviamo là, la prima cosa, passiamo alla Velvet e vediamo se possiamo Sì. creare qualcosa. Magari qualcosina più forte. あっと驚かしてやれ。分かってるよな。 Ci servirebbe un persona fisico forte. 勝負だぜ。 Andiamoci dentro. できるでしょ。前もできたし。 Let's fucking go. 迷いはないな。当然だ。やってやるさ。 Sempre con la maglia della Fiorentina, eh? È coerente, si chiama coerenza narrativa. Certo. Allora, eccoci qua. Ma adesso è tutto in allarme. さてと。 Allora, ragazzi, aspettate un attimo che dobbiamo vedere delle cosine un attimino importanti. Allora, at this point, 囚人を刑を執行する。 noi cosa possiamo fare? 探りましょう。 Allora, noi siamo di livello 19. Potremmo fare Ella e finalmente avremo gli attacchi Psaio. Eh beh, E voi, De Fonseca e Sfaldani. un secondo. Lei come si chiama? Lenans Come si chiama? Sfaldani. No, Come si chiama? devi trovarle il nome. Lei non le hai detto il nome. Lei ha detto quella. Lei come si chiama? Come la Ah, lei è Maria Antonietta. Ok. Per farla chi ci vuole? Sfaldino No. è cambiato, vedi, si è No, girato. questo è De Fonseca. Se lo guardi da qua è Sfaldino, se lo Ok. guardi da qua è Fonseca. Ok. Dipende da che lato lo E guardi. invece l'ultimo? Giovanni. È cambiato di nuovo. Cambiato, sì, sì, sì. Ok. Sì, Per ottenere Maria per Antonietta. ottenere Maria Antonietta. E Anche ti piace? provvista di cucchiai che lei prova a piegare e ci riesce. Ok. Quindi facciamo questa. Sì, sì, sì. Ok. Maria Antonietta. Allora, le persone hanno proprietà uniche chiamate tratti. I tratti possono essere tramandati con le fusioni. Sfruttandoli a dovere potresti ritrovarti con un persona imbattibile. Pierluigi. Alcuni tratti speciali, tuttavia, non si possono tramandare. Io qui non ho mai provato a fare nessuna schifezza o nefandezza, non mi sono mai neanche informato, ma penso tu Toccherà. abbia capito che qui puoi creare i mostri. Toccherà punto. grande tutorial. Toccherà. Toccherà grande tutorial. Allora, quindi gli possiamo dare la chance di alterazione. Aumenta il danno dopo una staffetta. L'ultima che cosa invece però? Tecnica provetta. Aumenta il danno tecnico. No. E gli diamo luce Sì. e confusione. Ok, e fino a qua. Maria Antonietta. E stiamo continuando a riempire il grimorio. Allora, e uno è fatto. Poi Marin Karin. Ottimo. Allora, potremmo fare El Matador. といったところですか。 El Matador. Pre psico pure lui. Makami. No. Allora, vediamo più qualcosa di vecchio per... Pixie superiore. これで良いのか。 Mm? Mm. I passi media. Mi piace là. Io- E a breve impara Diarama e abbiamo il confidente al 3. Oggi Pixie superiore. 引き継ぐ Cavani Allora. assolutamente, ma come Cavani? Perché il Matador, io l'ho Ah. pensato, ho detto qualcuno lo dirà in No, non ci chat. avevo Grazie pensato, Reghe. ma dovrei che...
Allora, le diamo Oggi. bocca dell'ingondo Oggi. Oggi. con attacco Ok, nucleare. buono, buono. Luce già ce l'abbiamo. Questo io glielo metterei. Sì. Top, Quindi noi a secondo questo me, eh. punto Questo buono buono. e le pixie ci servono anche per quelle altre cosine là. Anche perché là noi non abbiamo ancora messo le mani. Allora, diorama non fatto ancora. Allora, noi avevamo già sbloccato le fusioni speciali qui, non ancora. Ghigliottina di gruppo. Facciamo queste qua. 貴様では扱い切れ Ah sì, è vero, è vero, è vero, sono Aspetta, queste qua. cosa possiamo fare Tamlin? Vabbè, 27. non ancora. Vabbè, Rip. Tamlin ci vorrà Tamlin se ne tempo. va. Dai, C'è anche vai il Neko che Shogun, il preferito di Pierluigi. rantolite. 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 Questo chi è? Questo chi è? Questo chi è? Questo chi è? Verità Oh. letali, danno divino pesante a tutti i nemici 3 volte, urla di trionfo, alla fine tornano tutti sani e salvi, grazie Angelica, aumenta l'illusione degli attacchi magici tranne quelli divini, resistente a ogni cosa possibile e immaginabile, aumenta attacco e difesa in base al completamento del registro del prigioniero, quindi più riempi il grimorio, più lui diventa forte. E c'è anche la versione Picaro, Carica ancora naturali del cazzo. Fai le stats più alte. skin diversa, mettiamola così di base. やめる No, の ma Allora, もう終わりかなんだ penso che siamo belli pronti siamo così. ben settati. もう終わりか A questo punto usciamo. せいぜいあがけよ Siamo un pochettino coperti meglio. A questo punto andiamo nella sala superiore. つけておこう Salviamo perché comunque sarà una boss fight impegnativa. 行くぞ Ok. No, fermi tutti, dobbiamo andare per di qua. Via. Abbiamo tutta la strada libera, abbiamo preso i 3 tesori perché ricordiamoci che ogni volta che usciamo o Sì. completiamo un palazzo non sarà più possibile entrarci. Vai ragazzi. Siamo pronti? Come sempre, vai. Ho avuto un momento. Sì, sta facendo qualche caricamento in più. 敵がいる Conoscere qualche sito per non pagare mostre materiali 80 euro per PlayStation? È difficile che mo trovi già delle key a prezzo minore, Regen, che il gioco non è manco uscito. 疲れたら 元陸上部なめ Mo siamo per Play soprattutto. Io alcune volte provo a cercare su Allkey Site che fa una ricerca un pochino su vari siti di chiavi come il tutto, però trova pure chi vende account e quant'altro. Cioè, però 47 euro. Sì, ma ti darà l'account PlayStation, non è il gioco. C'è da leggere se è l'account o è la versione che ti dà il Impossibile codice. che sta Attenzione, 47 euro già così per PlayStation, il gioco in sé. che se già sta così, Regen ha risolto facilmente. Se è l'account, no, voglio. Non lo fate mai perché è inutile. Ve lo possono togliere in qualunque momento. Lo feci l'account. con Bloodborne. E ci ho giocato dal day one senza problemi. Poi sta account all'improvviso non è più andato e l'ho ricomprato con immenso piacere. Però せーの no, ricordavo il prezzo per PC. Ma No, a noi ci serve per PlayStation. Regen l'ha detto poi gli serve per la Play. Francesco, cazzo. Lo vedi che sei un testa di cazzo? のに手間取った モナは 行くぞ Ah, ma Regen, ma vale la pena. Vale la pena, Regen, non pentirtene. Lo sai bene anche tu che ne vale la pena. Allora, Morgana. Ok, abbiamo preso il tesoro di Madarame. Ok. Ok. Ragazzi, mo dobbiamo solo scappare. Madarame se ne è reso conto. C'è un problema. なあ Eh sì. Ragazzi, dobbiamo andarcene immediatamente, subito.
E non si apre la porta. No, ragazzi, da qua non possiamo andarcene. Quindi a questo punto c'era una bella finestra qui. Telecamera, grazie. Visto che avevamo visto prima sta finestra ed era solo una finestra, a questo punto usciamo Guarda che fuori. il tizio del PC si svegli. Speriamo, Raiden. Scusa, non gli puoi dare una piccola svegliatina così leggera? だが外へ Capata in modo tale che capisci un attimo. Cioè, di preciso cosa ti deve fare? Me lo ricordi per piacere? 3 settimane che non mi si cava di striscio, grazie a Dio ho pagato con PayPal. Quindi giustamente ti ridanno i soldi nel caso se la cosa non... No, Ok. quello sicuramente. Allora, ce ne andiamo per di qua. Dai ragazzi, dai. Scappate ragazzi. Me ne deve assemblare uno nuovo. Ah, ok, ok, è vero. Ok. E per 3 settimane se c'erano già tutti i pezzi disponibili mi sembra un pochino troppo come tempo. Ecco qua, siamo ritornati nella piazzetta centrale. なんとか包囲を抜けたか。おい、なんかモナが今になって妙なテンションに。もう我慢できんお宝拝ませてもらうぞ Nana giustamente con i tesori perde un attimo il senno. お宝のこんなのがお宝？ Questo è il tesoro di Madarame. 離れろ。 Mm, Ci ha inculato. ci ha fatto l'Inkulken. 貴様らが探しているのはこれか。我が輩にネズミ捕りなんてなん Lui è un gatto. 偽物用意してたってのか。日本画の世界では贋作は Giustamente ha intuito il trappolozzo. なぜ変わってしまった？有名になったからか。育ての父に罪を問わなきゃならないこの痛みがお前にわかるか。思い返せばお前を預かったのはお前の母を世話した縁だ。 Attenzione, attenzione. 夫が死んだ後も海外への情熱は失わなかった。その技術と才覚には目を見張るものがあった。だから世話をしてやることにした。お前の母も生み出した作品も全てこの Quindi, se prima eri un pezzo di me, adesso sei ancora più pezzo di merda. メイドの土産に見せてやろう。本物のさゆりをな。 Ecco il vero quadro. Ti ricordi che sotto c'era una parte strappata? C'era un bambino in quel quadro. そりゃあそうだ。それは È il ritratto della madre di Yusuke. Lo so. 四季を悟った女が残していく我が子への願いを描いたもの。それがさゆりのたたえる表情の神秘の正体なのだ。 Quindi tu hai fatto anche fuori la madre di Yusuke. Hai rubato gli altri quadri agli altri artisti. 手を加えて私の名前で出せば、 Ecco こいつ qua. は大いに受けるとな。絵の中の赤 Ecco come persone incompetenti salgono al potere. 潰した。 Lezione 1. 演出だよ。赤子を塗りつぶせば女の表情の理由が謎になる。そこに俗人は引きつけられるのだ。寄生虫じみた評論家どもも全員そう書いた。ずっと感じてた違和感なんか今わかった盗まれてスランプになるほど大事な絵なら複製して売ろうなんて Solamente lui che cazzo se ne fotte. あんたは芸術なんて愛しちゃいない本物のお宝はそっちでも本人の実力はさっきの落書きの方ってことだな笑えるぜクソ。あくまでも立てつ Mi fai ridere coglione. Madarame, vieni. Vieni, vieni. 私の未来のため借り Sì, 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 sì. Sì, 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 certo. 人ともども。親子両方を物扱いなんてひどすぎるフォックス Ecco. 作品は一つの例外もなく潰したと母さんも
なのか。 Giustamente adesso ci è arrivato anche lui. たまたま私の目の前で発作を起こした。その時思ったよ。ここで助けを呼ばずに過ごせば絵をしがらみ È morta, non dirà mai niente nessuno. Omissione di soccorso. E appropriazione indebita di opere d'altre altrui. Quindi, bel curriculum, Madarame. 発作でくたばっても誰も疑わない。だいたいユウスケ、おかしいと思わんかったか？お前が3つの当時ガサイを見出して引き取った？貴様を飼ってやったのはさゆりの真実に気づかれてはと思ったゆえ。 Tieniti stretto gli amici, ma ancora più stretti i nemici. Stretto di così. 嬉しい誤算だったがな。 Che culo. 着想をいただくなら大人よりも言い返せん子供の将来を奪った方が楽だ。お前のおかげで思いついたんだ。感謝しとるよ。 Quindi lui è stato il primo e quello che ha fatto in modo che potesse rubare le opere di tutti quanti gli altri. 礼を言うぞ、マタラメ。 Matarame. お前を許してやる理由がたった今。 A posto. 全て露と決 Ha め sbloccato la modalità ultra istinto adesso. 芸術家じゃない。芸術家の皮をかぶった世にも卑しい悪鬼下道だ。どいつもこいつも人の美術館に土足で入って Mo ti spacchiamo la faccia. Aspetta. Vieni, vieni. Si sta incazzando. Tu c'hai la canci? Forse. Io no. Aiutarmi. Va bene, Madarame. Va bene. E questo è il tuo punto di vista su come vada vissuta la vita. Va bene. Sì, il dio del mondo dell'arte adesso... Suona. Sì. Oh no. E lui è un'enorme rottura di Oh, coglioni. lui. Sì. Allora. Ora io però ce l'ho in mente dall'evento di Persona 5X. Non ricordo mo lui come si comporta qui, quindi devo un attimo studiarlo. Allora. 貴様が書いた絵ほどの価値もない。 Bella la spada nuova che abbiamo preso comunque. ジョーカー急に Ma grandissima pipa. 何してくるかわからん Allora, iniziamo con un po' di danni normali. Questo è brutto. Allora, Madarame, Bruno. Madarame, ci devi fare entrare almeno nel fight. Aspetta un attimo. Sono gli amici, facciamo brutte figure. Un momento. Allora. Morgana, torna qua, stava scherzando, Madarame. Vieni qua. も疲れるな No, Suka. Cazzarolo se fa male. Allora. Madarame. Allora. Oh, Madarame. buenas tardes, quello. Hola, quellos. Allora, Madarame. 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 E questo è il secondo. Ok. Adesso. Mi si è baffato l'attacco, Lui è un pezzo di merda. Alla bocca. E glielo faccio scendere. Lui se ne fotte proprio a questo punto. Va bene così. Allora. Assorbe il ghiaccio tramite gli occhi. Chi tocca dopo? Tocca a lui. Comunque fa delle belle cure, ok. なんだこの攻撃は色が Siamo deboli a tutto. なんだと
Perché Madarame è un rompicoglioni. Va in difesa. Assorbi anche il fuoco. Allora, cioè, dobbiamo solo settarci un attimo. Gianmarco, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Gianmarco, non ti preoccupare. Non ti preoccupare, io just mare forse. Just mare forse. Lui però rompe comunque i coglioni perché giustamente Madarame non è il primo fesso e neanche il secondo, ma è una somma dei tre. Allora, ok, il naso dell'artista freme. Suka. A questo punto iniziamo a fare un pochino così. Allora, qualcosa per aumentare la difesa noi non ce l'abbiamo. Nevicata silente. Ok, a lui che è ghiaccio va benissimo così. Lino Banfi Gold. Ecco qua. Così, sì, sì. Ah no, che quello aveva chiesto cos'è questo aborto. Questo è il carissimo Madarame che è diventato ancora più pezzo di merda di quanto non fosse prima. E ci sta facendo molto male al momento, allora. Però noi se gli buttiamo a terra i pezzi di dipinto, comunque li fa ritornare su. Quindi le dobbiamo abbattere tutte insieme contemporaneamente per far sì che lui Sì. muoia. Allora. Noi non ci abbiamo comunque qualcosa che mi dia un po' di difesa alla squadra. Aumenta la difesa di un alleato per 3 turni, però tu sei di livello 11. Penso che Madarame ci fa un sol boccone così. Allora. Ok. あの塗りつぶし攻撃どうする Qual è il piano? Ok, usiamo i barattoli di vernice che sono lì. 来るや試しにやつを塗り Anche difesa diminuita. C'ho qualcosa per... No. Niente. Niente, 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 niente. 我が決意の証 Allora. Voi assorbite tutto. Tu vai in Quindi se anche difesa. Lino Banfi Silver può essere. No, no. Sei un pezzo di merda, sei. Vabbè. Va bene, Madarame, va bene, va bene. Va bene, Madarame. Va benissimo, Madarame. Ok. Proviamo a gettare la vernice su Madarame. E lo fa なら OK だよ Yusuke, vai. Ok, noi dobbiamo cercare di distrarlo con quanti più danni possibili per un paio di turni. Ottimo. Va bene. Cazzo, potevi andare giù. Ottimo. Ok, questo è un problema. Ottimo, Yusuke. Ottimo. Allora, tu curi tutti. 感謝するぞありがとね Buttiamo
Platinum è il boss finale del gioco, Lino Banfi Platinum, sì, sì. Bellissimo. Allora, uno lo buttiamo a terra. Facciamogli perdere un pochino di tempo cercando di buttare anche questo giù se è possibile. Ok. Però l'abbiamo lasciato con pochissime energie, ok. No. Ok, bravo Yusuke. Ora è debole a tutte le affinità. Ora è debole a tutto, Gianmarco. Adesso si godol. Allora. A questo punto facciamo un bel. Tu vai giù. E tu vai giù. Poi facciamo un Valerio Staffelli. No, Valerio Staffelli, no. Non li colpiamo tutti insieme, uno alla volta, così. Tu prendi botta qua. E intanto sei stato sconfitto. Facciamo un'altra staffetta con Anna e facciamo aumentare ancora di più i danni. Così in modo tale che facciamo. Sta alla fine di esattamente, è il boss finale quello. Così. Lino Banfi Platinum. Staffetta a Morgana con danni per 4. Staffelli a Morgana. Ah, mo ti costano 0 le mosse perché ti è entrata la skill. Quindi hai fatto mossa gratis. Ecco qua, shottato con un colpo solo. E Tutti adesso quelli che sono a terra. puppalo. Poldol. Attenzione. Eccolo qua. Qui. まだ雨が出たぞ。 Allora. Madarame. Io sono il grande Madarame. Io sono il grande Madarame adesso. Specifichiamo un attimo. Sì, 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 ma pure gli schiaffoni che prenderà adesso faranno il tutto esaurito, non ti preoccupare. Perché giustamente io sono adulto, voi siete ragazzi, ne so più di voi. Va. No, Madarame, no. Stai per Aspetta. prendere le botte. Ecco qua. Ti inizi a prendere un paio di ceffoni così. Ok. Ok, ammirate la mia maestria. Prego, Madarame. All'inizio fight ci credevo poco comunque, ammetto la mia poca fede. Hai visto Reagan? Hai visto? Ma Ci la farà il battaglia culo adesso perché c'è un'altra non è fight. finita. Non è finita, Reagan. Reagan, quella era l'introduzione. La tua Allora. poca fiducia era giusta. Perché è un casino. Allora. Però, Che abbiamo... cazzo è? Allora, sono le versioni Power Ranger, quindi Esatto. noi adesso, con un po' di intelligenza, Dobbiamo colpire le debolezze. quindi a questo punto, se io faccio così, e facciamo un... poi, Tu Poi. fai anche Garu volendo. mi serve tuono a noi, farò qualche casino, però va bene, anche se però la scossa mi è entrata contro. Dobbiamo assolutamente curarci Guarda là tutti. Luca Abete. Quindi dopo Valerio sta Sto cercando di non ridere e concentrarmi, mi è stata una bella battuta. È lui, è Luca Abete. Allora, a questo punto colpiamo lui così. Il problema è che noi siamo a terra, però porcaccia la miseria. Vabbè. Allora, e ti becchi il ghiaccio. Possiamo fare così. Allora, se entra di culo... Non è entrata di culo, però va bene. Osate sfidare un adulto stimato? Vi si genererà il sangue dalla paura. Bravo, conosci tantissimo il tuo allievo. Proprio l'unico che non ci Non deve rafogna. usare. Vabbè. Manco a fa così però.
Stavolta l'hai fatta bene. Ok. Però adesso hai sbagliato. Come polvere dispersa dal vento. Mancato, ottimo. Il problema è se adesso lo fa lui a Morgana. Va bene così. Noi abbiamo ancora la scossa e sta cosa non va bene. Allora. Cura. Iniziamo a rindebolire lui. Staffettina. Ah, cazzo, è vero. Yusuke a terra. Facciamoci a togliere lui da mezzo che ci potrebbe creare problemi. Non posso fare di nuovo la staffetta, quindi li faccio a due. Togliamoci lui da mezzo. Tocca a Yusuke, butta lui a terra. A questo punto possiamo fare attacco a lui e ci togliamo un altro da mezzo. Questa è stata una mossa un po' scorretta, però va bene. Ecco. Vanno buttati tutti giù così. No, noi l'importante dobbiamo far fuori No, lui. fuori Devo lui, entrare in un loop positivo dove riesco a colpire un pochettino tutti. C'era Joker a terra e quello mi rallentava un attimo. Però io a questo punto te ne devi andare tu. Te ne devi andare tu. Ghiaccio ce l'ha. Te ne devi andare tu. Perché mo so due di ghiaccio e li spawna randomici? Sono mo, tutti regge. randomici. Quando li inizia a uccidere poi Quindi le ci spawna devi andare random. di culo. Tolgo lui da mezzo. Non c'è. Faccio Agiatina qua. Faccio un'altra gitina qua. Poi passo a Joker. Per buttare a terra pure l'altro. Col danno potenziato. Madarame, già hai dimostrato molte volte di essere un pezzo di merda. È meglio che taci ad un certo punto. Non c'è più niente che tu possa dire. Pezzo da merda. Posso anche fare a Morgana. Morgana, fai entrare il colpo fortunato. Vabbè. Yusuke a questo punto va di gran fetentone. Ottimo. Non perdo nel turno come il Fantazio, eh. No. Aglia. Va bene. E sei un po' cattiva quando poi ti entra così. E hai chiamato quello di fuoco perché sei un figlio di puttana, giustamente tu. Allora. Posso solo di fare così. Già così, già va Però bene. fa pure più danno quando usi la staffetta. A prescindere, quindi è stata potenziata 2 volte.
La posizione comunque era un Un po' supina. un po' devastante. Un po' supina, sì, sì, sì. diciamo, Un po' supina. un ginocchio magari. No, peggio ancora. Questo potrebbe valere la pena, oggi fai due. Riflette, lui penso che riflette gli attacchi fuoco. Non lo sa ancora. Facciamo solo danno, quindi facciamo così, guarda. No, fermi, fermi. Tu vai a terra. E ti togli from the balls. Poi. No, non ce l'ho. Lui già sta a terra. Vedere di fare solo così. Fare di nuovo la staffetta. Che con Joker se faccio tuono. Puoi fare poi dopo. Allora per aspetta, staffetta aspetta, su voglio YouTube. vedere se posso fare una cosa, aspetta. Ce l'ho uno zio. Solo Manzio. No, però aspetta. Devo usare l'oggettino. Ce l'hai quello per il fulmine, però. Teaser. Dai. Se io faccio così, mi vale come attacco, aumento i danni a lui. Mo fa male, così. Gran fendente, mo gli fai male. Eccola. 3, 10. Eccola. E gliene puoi fare pure un altro. Cioè, ne hai fatto quasi 500 danni. L'importante in persona è questo, ottimizzare tutto quello che sia. Aspettare, stare in difesa fino al momento giusto e poi rompere semplicemente il culo all'avversario. Lui ma adesso si rialza e ci farà perdere il fight, questo è poco ma è sicuro. No, no, sei cattivo. Sei cattivo. Guarda, sei stronzo. Che cosa ho detto 2 secondi fa? Porca puttana. Ok. Allora, se resti coso però li puoi buttare comunque a terra tutti quanti un'altra volta, così. Perché con Bufu ce la fai. A meno che non c'hai un Bufu tu su Joker. Dopo tocca Borgata, ok. Posso fare così, aspetta. Dai tu. Dagli de tacco. Uno. Dagli de punta. 2. Ma lo potevi usare forse il... Un'altra volta Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Cioè, taser. Spray congelante. Ah, addirittura. Ok. Vuoi andare con l'oggetto qua? Va bene. Butto quest'altro a terra. Rialzo Yusuke. Mo c'ho il turno con Morgana. Cure. Ora voi dovete sparire immediatamente. Iniziamoci a togliere figlio di puttana da mezzo. Non ti serve per attaccare a forte qua. Non ci abbiamo ancora ghiaccio multiplo. Va benissimo. Questo mo potrebbe essere un problema. Noi assorbiamo il fuoco addirittura. Vabbè, venite. No, godo. Ottimo. Oh no, ha fatto cosa molto brutta Gianmarco. Molto brutta. Ok, Allora, elimina un po' di gente. inizia ad andare a terra. Poi. Terra anche tu. Allora, serve. Ghiaccio e tuono. Ok, allora. Non possiamo fare la staffetta perché siamo sporchi.
e vado in guardia. Poi tu vai in guardia. Ora tocca a te. Allora, Mi fa un po' di danni così. È vero che c'è anche quello che avevamo, mi ero dimenticato. Coppa del campione. Che sa? Gianma, terremoto. Terremoto. Ragazzi, Sì. aspettate un attimo. Oh, oh. Questo si sta sentendo, Gianma? Questo l'abbiamo sentito. Questo l'abbiamo sentito. Aspettate solo un attimo. Va benissimo. Vabbè, è stato... Fatemi solo controllare che comunque in casa non sia successo niente. Scusateci un attimo. Ok ragazzi, tutto a posto. Scusateci ma si è sentita bella forte. Bella forte. Non è stato bello fresco, sì. Sì. Allora. Ok. Sì, Regan, tutto a posto. per Tutto noi. bene, tutto bene. Fortunatamente non è caduto niente, non si è mosso niente, ma neanche l'altra volta quando venne forte di una certa intensità e riuscì a sentirla, l'ho sentita come si è sentita adesso. Io non me ne ero accorto sul momento. Cazzarola. Ti sei perso qualcosa? Quello sì, c'è stata appena ora una scossa di terremoto. C'è stata una scossa di terremoto qua in zona bella forte. 2 stanno dormendo. Ha fatto dei falsi che non sono buoni. どうやらそれ贋作作りすら失敗するようじゃ対価とやらの名が泣くぜ Il mio unico pensiero, avendo delle cose su un mobiletto qui e il computer portatile qui, Dio ti prego non far cadere niente sul computer, perché sennò sarebbe stato... Infatti forse oggi quella tazza Sì, ma io di fatti in questi andrebbe giorni, visto spostata. l'andazzo, tolgo tutte le cose da qua sopra, perché se all'improvviso viene la scossa grossa... Va bene, va bene. Allora, c'è un problema. Rotto apposta, tutto. Tutto di su. C'è una voragine. Io ho che alcune volte penso di sentire qualcosa, perché comunque stando in uno spazio piccolino, Gianmarco se si appoggia con i piedi vicino alla sedia, giustamente inizio a sentire qualcosina così. Infatti io mi sono girato, sentivo letteralmente la poltrona che si muoveva da sotto, ho visto che i piedi di Gianmarco erano molto lontani, quindi ho detto ok, terremoto, a posto. Allora, io a loro due... Qui c'è il tranello però. Mm. Tetamoto? Che cos'è, Francesco, un tetamoto? Che cos'è, scusa? Allora, ok, guarita anche Morgana. Allora, Sakamoto? No, non credo sia Sakamoto, Reagan. allora, se noi facciamo uno, poi facciamo 2, butto te a terra e ti faccio fuori così ti tolgo dei coglioni. E poi faccio te qua e... Mo mi sono appoggiato anche io la gamba. Sì, mo in qualunque momento, hai capito? Lo so, Ok. pure io sto con la... A questo punto facciamo
attacco congelante a te perché sei quello che si deve togliere da mezzo. Grado massimo di Baton Pass con Yosuke. Però costano un 0 in abilità. 38. Va bene. Mi prendo l'attacco tecnico da lui. Switcho di nuovo di qua. E gliene faccio fare un altro. Faccio fare un altro. Madarame, muori per l'amor di Dio. Suka. Suka. Oh no, ha chiamato quelli tuoi, non c'è mai. Però, attenzione, aspetta. Lo posso fare di nuovo così. Ti butto a terra. Posso chiamare Morgana. E Morgana me ne becca un altro. Posso passare di nuovo a Anna. E... Sì, quello. Francesco c'era già, Alistair, solo compare, scompare, fa un po' a modo suo. è allo stato Infatti, quello brado. l'ha salutato, che è una persona educata. Francesco è un pezzo di merda, invece, purtroppo, è così. Quindi Madarame, se io ti faccio questo, fatto. Non ricordo se ha altre trasformazioni, ma con persone è possibile. No, ok. No, ma. Fatto al primo tentativo. Ok, a posto. Ricchi premi e cotillions per tutti. Allora, Ulimpa. mo usciva Mediarama e io tiravo delle bestemmie. Un posto ideale. Per questo all'inizio è importantissimo raccogliere tutti gli oggetti possibili e immaginabili, perché può servire davvero tutto in qualunque momento. Sì. Vai, vai. Io però voglio il commento di Regen, che all'inizio la vedeva male la fight. Su, su. Ma non è vero. Così siamo in agoscio. No. Mamma mia. Non lo fa perché hai sembra amato, lo dica. Sappilo. Minchino. Bravo, vabbè, sì. Se vuoi fai un piccolo inchino. Non c'è bisogno, anche perché questa comunque è una boss fight ancora facile. Queste sono facili, queste qua. Questo è l'inizio, è il secondo boss grosso. Tra fight segrete e varie... Madonna mia. Tu entri in un fight, sei morto. Non muovi neanche, non fai niente. Quella con la maschera nera. Chi è quella Ah, maschera Ryuji, nera? Ryuji. Ryuji? No. Ah no, Morgana, C'è qualcun Morgana. altro, no, c'è qualcun altro che lui ha incontrato con una maschera nera e che è entrato nel palazzo. Mm. Quindi c'è qualche altra persona che sta riuscendo ad entrare nei palazzi mentali delle persone. Ok. Per come siamo messi, soprattutto con l'equipaggiamento ancora sì, però come vi dissi la volta scorsa, noi più andiamo avanti, più ci sblocchiamo da soli i mezzi per non farci fermare più da nessuno. Ma anche in fight così, basta semplicemente stare con calma, rilassati, usare un po' di difesa e capire pian piano come far fuori il nemico. Tu, Madarame, Comunque ci hanno dato della deep lore. Qualcuno si era introdotto prima di noi. la destinazione è stata cancellata, il palazzo non esiste più. 早めにここから離れよう Guaiamocela. Messia loading, sì sì sì, ma a lui arriverà il Messia. Messia, pugno di Dio, Vince è a posto, a posto. Già quando arriveremo a quella fase lì siamo a posto.
なんでブラック？ Perché lo hai preso nero? Enzo? Che doveva prendere il Sei un quadro fan? originale. Doveva prendere quello. No, nero, nel senso. この絵だったなんてな。これを描いた母さんが知る由もないのがせめてもの。 Almeno lui ha capito quali sono le sue vere origini, che fine abbia davvero fatta sua mamma, che la persona con cui ha vissuto per tutti gli ultimi anni era un grandissimo pezzo di me. Sì. すっごくいい絵だね。 Tutto questo in nome dell'arte. Quindi abbiamo 14 giorni di godo. Ci abbiamo nella prossima puntata 14 giorni di pura bontà equina. Quindi, Link farming. Dobbiamo soltanto far crescere il personaggio nel miglior modo possibile e sbloccarci quanti più bonus dei vari alleati che abbiamo, tra quelli che dobbiamo trovare perché ce ne sono altri da sbloccare, attività giornaliere da fare, cercare di potenziarci per il prossimo palazzo perché non è finita qui. No, Rega, ne vedo che sei un uomo di cultura comunque, no? Once you go black, you never go back. È un uomo di cultura, un uomo di cultura. Yuji, non sembra il caso comunque. Yamero. 性がないぜリュウジは。スカ、これからどうすんだ？俺らはこれからも大物狙ってくけど、なぜそんなことを？クソみてえな大人とか社会、それを見返すためだ。大人の身勝手に苦しんでいる奴らをさ、勇気づけてもやりてえし。勇気か。与えてどうする？抗う勇気ってことだろう。それがあれば幸せになるのか。 Diciamo che trovare il coraggio di farsi rispettare è una cosa difficile al giorno d'oggi. Sì. Non è da tutti. Anche perché c'è chi pretende il rispetto senza far niente, senza dire o fare cose che poi portano un contributo a tutti, però 見なくちゃわかんねえ。 penso sia meglio agire come i ladri fantasma che non fanno tanto rumore, almeno al momento, però effettivamente con quello che hanno fatto hanno migliorato comunque la vita di molte persone. E fai rumore. ほんと絵のことばっかだな。すげえよお前。美しくない計画には乗らないぞ。大丈夫、私がいるし。それにターゲットは必ず全会一致で選ぶのが決まりだから。どうだジョーカー、ユウスケがいれば予告状もハッタリが決まる。 Assolutamente, ragazzi, chiunque sappia usare questi poteri, ma venga in squadra con immenso piacere. 期待には応えてみせる。しかし気になるな。 Il problema adesso però si pone, chi è che riesce ad entrare 黒い仮面ってだけじゃ in questi posti? 限んないよね。けどもう確かめらんねえよな。パレスなくなっちまったし。まだらめを探ってみよう。何かわかるかもしれん。平気？ Ecco, その Andreotti, dice 俺 Francesco. は連絡する。 Potrebbe. みんなと連絡先交換しといた方がいいよね。画家と怪盗の二足のわらじか。一度きりの人生だ。それもいいだろう。しかし、 Sì, quanti altri ragazzi della tua età possono dire di avere davvero dei superpoteri? Che non è che salti in alto e voli tra i palazzi, però c'hai un'entità mistica che ti esce e fa gli attacchi. Quindi. 新しい戦力まで。いやー、順調順調。 La fortuna ci sorride, però noi sappiamo che qualcuno ha tradito それにしてもお前、もっ e siamo stati presi in futuro. と目のペルソナ使いだぜ。 Quindi qualcuno ha tradito 幅もだいぶ e in più qualcuno è arrivato prima di noi da Madarame e a quanto pare l'ha fatto anche cagare sotto. Sì, Quindi qualcuno ci ha anticipato, sì, ci ha fottuto. sì, 逸材だぜ。 Però, まあ、 tanti problemi, tantissimi. però poche soluzioni. Nomura. Se noi prendiamo questa linea temporale, al momento noi siamo appena usciti dal secondo colpo, quindi siamo anche un pochettino gasati di essere riusciti di nuovo a fare una cosa del genere senza che nessuno se ne rendesse Esatto. conto. Quindi siamo tranquilli, siamo sereni. Chi ci potrà mai fermare? Pensavamo all'epoca dei fatti, Pensavamo ma così. poi Ci hanno fermato. pestati nella sala interrogatoria. 特別だけど。 Non speciale. Effettivamente lui dice, e sono l'unico che sa diventare un camion.
Effettivamente è vero. Anche i Transformers però lo sanno fare. Sei un umano. Dovresti essere un umano? 本当にそう思ってる？適当に返しやがって。ま、我が輩みたいに立派な志を持ったやつが悪人なわけないか。西に困っている人あらば助け、東に悪人 Vabbè, nord e sud li lasciamo così a fare i cazzi loro. する人がいる。 Ah, ok, ecco. Va bene. Quindi a sud ci sono quelli che fumano dove è proibito e a nord quelli che curano i cattivi. Vabbè. 一日 Fa tutto. そんな理想的な人間。 Oh, vedo lo Va bene, Morgana. だから人間に戻れば。 Manco faccio pipì. Lei mi noterebbe, non è così? Chi ti deve notare, Morgana? Morgana, ti piace qualcuno, Morgana? 我が輩がふざけんな。 Ah, sono gli altri a corrermi dietro quando si tratta d'amore. 追われる立場だ。 Va bene, Morgana. Va bene. 人間になったらどこ行こうかな。どんなところが好きかな。遊園地、映画館、 Sì, si è completamente innamorato, Morgana. Va bene. ショッピング。お前どう思う？ Il legame con Morgana si è rafforzato e riverbero. Chance di proseguire l'attacco se il colpo di Joker non abbatte il nemico. よし Ok. Allora, aspettiamo un attimo Gianmarco così vi salutiamo, salviamo qui, che poi partiranno altre cutscene di sicuro. Oi Regen, sì, difatti stavo proprio per salutare tutti e stacchiamo anche noi, anche perché è giunta l'ora. Allora, va bene. Lo faccio trovare già qui. Morgana poi sbloccherà discorso felino. Se una negoziazione con un'ombra di tipo animale fallisce, puoi provare di nuovo. Ok, comunque con i social link non siamo messi male. Allora, Gianmarco, passaggio di livello con Morgana. Riverbero, chance di proseguire l'attacco se il colpo di Joker non abbatte il nemico. Forte. Oh, Allora, bravo, ragazzi, Regen. la giornata è finita. È stata una giornata molto proficua. È andato tutto bene quello che doveva andare bene. Speriamo bene per il futuro. Noi adesso stacchiamo qui e vediamo domani Sì. sera cosa fare. Vedo anche di sentire Christian per sperare di riuscire a riportare Quantum Break stesso domani. Oh, Vito, buonasera. È buono, no? Ragazzi, buonanotte a tutti. A domani. Buona settimana a tutti. Buonanotte.